Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia a Trieste, mercoledì 7 maggio. Vi anticipo i nomi dei nostri ospiti di quest'oggi. Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana, eletto in consiglio comunale con noi moderati, che sarà con noi dalle 8 alle 9. Nell'ora successiva, dalle 9 alle 10, torna nei nostri studi il dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina. Andiamo a leggere la pagina meteo. La situazione generale: sull'Italia insiste un sistema depressionario che manterrà una certa instabilità sulla regione ancora per qualche giorno. Per oggi cielo in prevalenza nuvoloso o coperto con piogge intermittenti, rovesci e locali temporali. Quota neve oltre i 1800 metri circa. Le precipitazioni saranno più probabili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 13 e i 15 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi centigradi. Per domani, giovedì 8 maggio, sui monti cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni in genere moderate e quota neve sui 1700 metri circa. Su pianura e costa cielo probabilmente coperto al mattino con piogge, mentre in giornata il tempo sarà variabile con qualche possibile rovescio temporale dal pomeriggio. Temperature minime tra i 12 e i 14 gradi. La previsione delle temperature massime invece si aggira tra i 16 e i 18 gradi centigradi. Andiamo alle notizie di oggi con l'edizione del Piccolo. Università eletta la rettrice in primo piano, affluenza all'89%, Donata Vianelli supera il primo turno Ilaria Garofolo. Il mandato partirà dal 1 agosto. L'attuale direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche raccoglie 552 voti contro i 341 dell'altra candidata. Qui nella foto in miniatura proprio Donata Vianelli, che dal 1 agosto ricoprirà l'incarico per 6 anni di rettrice dell'Università di Trieste, della prima donna a ricoprire questo incarico per l'Ateneo triestino. Altri titoli in primo piano con la fotonotizia: scontro in volo tra Frecce Tricolori, pilota ferito, 2 aerei si toccano nel cielo di Pantelleria, poi uno esce di pista durante l'atterraggio d'emergenza. Uno degli aerei in questa foto della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare coinvolti proprio nell'incidente in oggetto che è accaduto proprio a Pantelleria. Il pilota ferito fortunatamente in modo non grave. La messa in sicurezza di Palazzo Carciotti. Sulle notizie di Trieste: Palazzo Carciotti nascosto dietro le impalcature da montare a breve. Generali fa partire la messa in sicurezza, prodromica al restauro successivo del maestoso palazzo. San Giovanni in Tuba, via gli interventi contro gli allagamenti. La secolare chiesa di San Giovanni in Tuba difesa dagli allagamenti provocati dall'acqua del Timavo. La regione ha stanziato 295.000 euro. Altri titoli: via al conclave, stasera la fumata, i cardinali adesso basta guerre, i porporati fanno propria l'eredità di Bergoglio, caso Gnue escluso senza motivo. Così emerge l'identikit del futuro pontefice. A pagina 5 le congregazioni generali, dalla continuità con Francesco alla vicinanza agli esclusi, le richieste dei cardinali a quello che sarà il futuro Papa. Andiamo all'estero, in Germania, Merz cancelliere ma soltanto il secondo voto, l'AfD che dice occorre tornare alle urne, Friedrich Merz è il nuovo cancelliere tedesco, ma che giornata ha ammesso lui stesso, una giornata aperta dalla clamorosa bocciatura del Bundestag. Al primo scrutinio il leader della CDU si è infatti visto mancare 18 voti dalla sua maggioranza, Unione più SPD. Poi l'ok al secondo voto in Germania, come detto. Istanze invece decuplicate, visite mediche e liste d'attesa, boom di richieste di rimborso, tema sanitario a pagina 12. Da Berlino l'Europa riparte zoppa, è il commento di Marco Zatterin. Lo aspettavano come Lord Wellington attendeva il feldmaresciallo Blücher a Waterloo, mentre infuriava la battaglia contro il grande nemico dell'Europa. Sulle colline della Vallonia gli alleati speravano che i prussiani si presentassero compatti.
Andiamo a chiudere la prima pagina con il teatro, stagione d'opera al via con Rossini al Verdi di Trieste, e poi Copat e il Daruma dei Desideri, scrive Oscar D'Agostino, a pagina 30 nello spazio dedicato alle notizie di cultura. Sguardo immediato alle notizie di Trieste con la sezione dedicata e l'apertura ripresa dalla prima pagina e su Palazzo Carciotti. L'arrivo dei ponteggi segna l'avvio dell'operazione restauro. Generali parte con la messa in sicurezza dell'immobile che sarà trasformato in hub di innovazione. A giorni verranno montate le impalcature che resteranno per i 2 anni e mezzo di cantiere, 2 anni e mezzo stimati proprio della durata di questo cantiere. E qui in foto si vede la facciata monumentale di Palazzo Carciotti su Riva 3 Novembre, dove verranno montati i ponteggi di messa in sicurezza, quella che affaccia sulle rive, come detto. Il recupero, una bellezza che si sgretola dopo anni di abbandono, nell'articolo che ripercorre anche le tappe di aste, di mancate acquisizioni, quindi alla fine la decisione di Generali di farsi avanti. Via Genova senza automobili, si valuta la sperimentazione, rimaniamo in zona perché via Genova costeggia Palazzo Carciotti da un lato, e questa che vedete in foto è uno scorcio della via nella zona di Ponte Rosso, quindi proprio dietro a Palazzo Carciotti, se lo intendiamo come ingresso sulle rive. La pedonalizzazione di via Genova al momento non è nel programma dell'amministrazione comunale, ma si valuta una sperimentazione, quanto emerso ieri nel corso della 6ª commissione presieduta dal consigliere Salvatore Porro di Fratelli d'Italia. Torniamo sul caso Resinovic. Su quella frattura di Liliana dirò la mia verità alla procura. Il preparatore anatomico Giacomo Molinari pronto a raccontare cosa successe durante l'autopsia. La lesione ossea rilevata nel corso del secondo esame sulla salma ed è al centro delle ultime indagini e analisi anche degli specialisti proprio sul corpo di Liliana. Arrestato il truffatore dell'82enne residente a Sgonico, il malvivente si era finto un carabiniere estorcendo migliaia di euro a una donna, come detto a Sgonico. Traffico di migranti, il passeur sarà sentito, l'indagine della procura sull'organizzazione turca. Allora restiamo su questa notizia del truffatore che ha raggirato un 82enne a Sgonico, una delle metodologie che nel tempo sia l'Arma che anche l'opinione pubblica ha imparato a conoscere, quella del finto agente delle forze dell'ordine che chiede denaro per risolvere una questione che inventata logicamente, che il finto poliziotto carabiniere dice sia stata sviluppata nel giro di pochi minuti. Vediamo. È riuscito a raggirare un'anziana di 82 anni residente a Sgonico e le ha rubato contanti e gioielli per un valore complessivo di 13.000 euro, una truffa ben orchestrata con tanto di viaggio in treno da Napoli a Trieste e ritorno. Il truffatore però, un 46enne di origine campana, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Prosecco. Un episodio che risale a gennaio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, tramite dei complici, l'uomo avrebbe contattato telefonicamente l'anziana, spacciandosi per carabiniere. Con voce sicura e tono allarmato, il malintenzionato ha raccontato alla donna che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che per evitare guai legali era necessario consegnare immediatamente 13.000 euro a un incaricato come cauzione. Pochi minuti dopo si è presentato alla porta dell'anziana il finto carabiniere in abiti civili, che ha ritirato 1.500 euro in contanti, nonché gioielli in oro del valore di 10.000 euro più altri monili. La vittima, visibilmente scossa, dopo aver consegnato il denaro, ha contattato il figlio ed è in quel momento che la donna ha capito di essere stata raggirata. Da qui la denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini.
Da subito i militari hanno acquisito tutti i sistemi di videosorveglianza possibili. I carabinieri sono riusciti a individuare un taxi che nell'orario compatibile con la denuncia aveva accompagnato un uomo dalla stazione ferroviaria di Trieste nei pressi dell'abitazione della signora per poi tornare indietro. I successivi accertamenti, mediante la comparazione di immagini con le banche dati delle forze di polizia, hanno consentito di identificare con certezza l'autore del reato. Il 46enne campano, dopo aver messo a segno la truffa, era rientrato con il treno in serata a Casoria, nel napoletano, luogo di residenza. Le indagini condotte e coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Trieste, Andrea Laganga, hanno permesso di richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare, poi eseguita nel carcere di Vicenza, dove il 46enne già si trovava dalla fine del mese di marzo per una truffa analoga. Proseguiamo con la lettura del piccolo. Morto in carcere dopo la rivolta, fatale un'overdose di metadone. Conferma dagli esami tossicologici, Zdenko Ferjancic aveva ingerito la sostanza, l'esposto in procura. Le prime righe dell'articolo: un'overdose di metadone, ecco cosa ha ucciso Zdenko Ferjancic, il 48enne sloveno originario di Nova Gorica, trovato morto nella sua cella al Coroneo il 12 luglio dell'anno scorso, dopo la rivolta dei detenuti scoppiata la sera prima. I sospetti sono stati dunque confermati. L'assunzione della sostanza era stata la prima ipotesi avanzata subito dopo la scoperta del cadavere. In effetti, durante la sommossa, l'infermeria del carcere era stata letteralmente razziata dei farmaci, tanto che vari detenuti avevano poi accusato malori. Decine di convogli cancellati per lo sciopero dei ferrovieri, la protesta nazionale, con disagi anche a Trieste, e infatti sono state decine i treni cancellati dalla stazione centrale proprio di Trieste. Schianto in A4, l'ipotesi del malore, proseguono le analisi e le indagini. Il decesso dei coniugi triestini Massimiliano Simonetti e Patrizia Furlanetto. Proseguono, come scrive il quotidiano, le indagini. L'ipotesi del malore è una di quelle che si sta seguendo maggiormente, o lo stanno facendo gli inquirenti, sul decesso in autostrada della coppia triestina. Una parte dell'eredità al Museo Schmid, la donazione della vedova del pianista, le ultime volontà di Silvia Fabian, moglie di Franco Russo. I 37.000 euro serviranno a restaurare tastiere antiche. Qui la storia è raccontata in questa pagina del quotidiano, con questa donazione della vedova dello stesso pianista. La nuova frontiera dei tour virtuali, startup triestina premiata tra le big. Alessandro Martelli e Alessio Del Fabbro vincono in Australia con un progetto di viaggio immersivo da remoto. Visitare una casa in vendita situata a centinaia di chilometri di distanza attraverso uno spazio virtuale con l'analisi delle singole stanze, esaminando gli angoli più suggestivi e verificandone i sistemi di riscaldamento e la domotica, oppure entrare sempre virtualmente in una vigna, anch'essa localizzata in un'area molto lontana, camminando lungo i filari, avvicinandosi ai grappoli, ammirandone la consistenza e il colore, o ancora, per rimanere in luoghi conosciuti, permettere a chi non può affrontare i gradini di una scala di scendere nella grotta gigante per farsi affascinare dallo splendore di ogni anfratto, o ancora attraversare in bicicletta il sentiero Rilke, fermandosi a osservare da vicino un fiore o ammirare il panorama. Sono queste le operazioni che la startup Digital Districts dei triestini Alessandro Martelli e Alessio Del Fabbro ha reso possibili attraverso l'utilizzo di sofisticati ecosistemi digitali immersivi, che hanno valso loro la conquista di un prestigioso premio mondiale denominato Digital Twin Awards 2025, indetto da un gruppo formato dalle più grandi aziende al mondo che si dedicano alla produzione di hardware e software immersivi, tra le quali Matterport e Capture 3D. E quindi qui in foto vediamo uno dei due, ovvero Alessandro Martelli, presidente della società Digital Districts, che ha ottenuto questo premio. Il concerto martedì Canti Serbi a Rossetti rafforza l'amicizia fra gli appuntamenti a teatro. Il debutto del cane antidroga, Conan entra nella polizia locale. L'animale vivrà con il suo conduttore Alessandro nella caserma San Sebastiano, predisposta un'area di sgambamento tutta per lui,
opererà a supporto dei NIS e ieri, come vedete anche dalle foto, Conan è stato presentato alla stampa nella sala del Consiglio Comunale con l'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Caterina De Gavardo, il sindaco di Piazza, il comandante della polizia locale Walter Milocchi e anche l'assessore Avian, assessore al personale, perché di fatto l'ingresso in organico di questo cane rientra, diciamo, in quello che è il computo della gestione del personale municipale, anche se chiaramente con diverse metodologie rispetto agli esseri umani. Andiamo a vedere anche in questo caso la presentazione di Conan, avvenuta ieri mattina. Sarà a supporto della polizia locale ed è un fatto inedito perché è la prima unità cinofila a essere introdotto nel corpo municipale. Allora andiamo avanti, magari lo vedremo dopo la pubblicità. Sempre con il piccolo, sciabole per gli ufficiali, il comune ne compra 10 armi di rappresentanza. Per essere impeccabili alle cerimonie, gli ufficiali della polizia locale si dotano di sciabole. Il comune ne compra 10 con i relativi pendagli e ornamenti per una spesa complessiva di poco inferiore ai 3.000 euro. A Borgo San Sergio si rifanno le aiuole, partono i cantieri tra le vie Curiel e Forti, al via i lavori di riqualificazione del verde con alberi e piante, prevista anche la messa in sicurezza delle strisce pedonali. Eravamo sul posto ieri in compagnia dell'assessore al territorio Michele Babuder, che ha illustrato questi interventi. Sono partiti oggi i lavori per sistemare le aiuole lungo via Curiel nel rione di Borgo San Sergio. L'intervento, presentato dall'assessore Michele Babuder e dagli uffici, riguarda in particolare due aree spartitraffico, una all'incrocio con via Forti e l'altra con via Rosani. L'obiettivo è migliorare la biodiversità con la piantumazione di alberi, arbusti e fiori che favoriscano gli insetti impollinatori, oltre alla sistemazione dei percorsi pedonali e all'installazione di nuovi impianti di irrigazione. I lavori includono anche la scarpata vicino alla scuola dell'infanzia, 3 casette collegate al giardino Nathan Rogers. Il progetto durerà 240 giorni e ha un costo totale di 218.000 euro, coperti in gran parte da fondi regionali, 196.200 euro, e in parte da risorse comunali, 22.000 euro. Oggi affidiamo alla ditta, ovviamente, che eseguirà i lavori, la ditta Viridis di Pordenone, la realizzazione di 3 interventi che riguardano un'area che sta a cuore a tutti. Insomma, Borgo San Sergio è un posto in cui si sta bene, ricco di verde. Intendiamo però migliorare quella che è la percorribilità e i percorsi di mobilità per le persone anche attraverso quest'area grande in cui ci troviamo, in via Curiel, quella anche che incrocia con via Forti, attraverso interventi sia sul verde sia realizzando delle azioni che favoriscono la biodiversità con la piantumazione proprio di specie ad hoc. L'appalto è stato vinto dalla cooperativa Viridis di Arba, in provincia di Pordenone, con un ribasso del 21,3%. Gli interventi riguarderanno 3 zone per un totale di oltre 4.600 metri quadrati, con l'obiettivo di rendere più verdi, sicure e accoglienti le strade del quartiere. E noi ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per le informazioni sulla viabilità e sulle segnalazioni in agenda per la giornata di oggi. Buongiorno. Schillani, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno all'ispettore Schillani, prego. Allora, innanzitutto inizierei dal dire che la notte è trascorsa solo con interventi di routine da parte nostra, quindi nulla di rilevante da segnalare da questo punto di vista. Al momento le pattuglie stanno iniziando il servizio, anzi hanno già iniziato, sono sul territorio e non abbiamo interventi in atto degni di nota. Il traffico è abbastanza scarso, andrà via via aumentando, ma non prevediamo nulla in particolare. Naturalmente giornata oggi non ottimale dal tempo meteo e quindi potrebbe piovere, quindi fare attenzione anche per l'asfalto che con la pioggia può essere più trucciolevole, quindi più pericoloso soprattutto per i mezzi a 2 ruote. Per quanto riguarda invece le notte dei lavori ho alcune zone da segnalare, siamo in via Foscolo tra il civico 24 e 26, sono lavori di scavo, quindi fare attenzione al cantiere, c'è un ristringimento di carreggiata, ci sono divieti in atto e di conseguenza anche una deviazione del trasporto pubblico della linea 11 sulla via Pascoli e all'uscita della via Rossetti, quindi fare attenzione sulla Pascoli e alla Rossetti e al civico 58, quindi all'uscita della via Pascoli, dei divieti che sono stati posti per permettere appunto il transito della linea 11 dei mezzi pubblici. Questo cantiere andrà avanti
avanti un paio di giorni con questa deviazione, quindi fare attenzione in zona. Inoltre siamo in salita di Gretta, qui avremo da oggi anche nei prossimi giorni delle prove di evacuazione degli istituti scolastici, quindi fare attenzione in orario mattutina, la presenza di questi alunni che si riverseranno sulla strada. Naturalmente saremo in zona eventualmente per poter intervenire se necessità, ma dovrebbe essere tutto programmato, non dovrebbe creare particolari disagi, quindi solo fare attenzione a chi transita appunto in salita di Greta, Strada del Friuli, in quella zona lì. Inoltre devo segnalare per questa notte, siamo la notte farà il 7 e l'8, la chiusura di via dell'Istria sul ponte della via Carnaro, fanno prove appunto di tenuta del ponte, quindi la chiusura effettiva avverrà questa notte dalle ore 01 alle 04 dell'8 maggio. Naturalmente sono già stati posti divieti che però entreranno in vigore in orario serale e notturno in quanto interessa la ditta, quindi fare attenzione che i divieti che sono presenti in tutta la zona di via dell'Istria tra Nicoletto d'Alessio e via Rossera e nel sottostante via Carnaro, divieti di sosta naturalmente, non sono attivi in orario diurno, ma bensì entreranno in funzione in orario notturno, quindi fare attenzione perché i lavori verranno eseguiti di notte questa notte. Inoltre ci sarà la chiusura sia via dell'Istria che di via Carnaro, quindi in orario notturno c'è poco traffico, però comunque segnalo questa chiusura. Altre cose al momento da riferire non ho, quindi se ci sono domande da studio restituirò la linea. Tutto a posto così per adesso, grazie all'ispettore capo della Polizia Locale, Leonello Schillani, una buona giornata e buon lavoro a lei e ai colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori, una buona giornata. Grazie, proseguiamo con il piccolo incendio nel camping Obelisco, colletta per chi ha perso tutto, avviata nel ristorante del campeggio, una raccolta fondi, oggi prende il via, infatti come scrive Laura Tonero, una raccolta fondi per dare una mano alle persone che a causa del violento incendio dello scorso 1° maggio al camping dell'Obelisco hanno perso tutti i loro averi e ricordi. Di fatto si tratta di 5 persone, una donna e 2 coppie. 3 di loro vivevano in pianta stabile in quel campeggio, la roulotte era la loro casa e lo scorso giovedì le fiamme le hanno rese macerie. La colletta è stata attivata dalle altre persone che risiedono in quel campeggio in strada Nuova Propicina 365 giorni all'anno, in alcuni casi da decenni. Chi vuole contribuire potrà farlo raggiungendo il bar-ristorante che si trova all'ingresso del camping Obelisco, dove è stata sistemata una cassetta di sicurezza idonea a raccogliere le donazioni. Anche un piccolo gesto potrà essere utile a chi di fatto ha perso la sua casa, ha visto andare tutto in fumo. Ancora una notizia in questa pagina, SME apre in via Flavia e guarda nuovi progetti. Presto anche il trasloco da via Sette Fontane, dove il negozio ha già da tempo una sua sede come esercizio. San Giovanni in Tuba da tutelare, via l'intervento anti-allagamenti. La Regione stanzia 295.000 euro per la messa in sicurezza della chiesa vicina alle foci del Timavo. Leggiamo anche in questo caso le prime righe dell'articolo di Ugo Salvini. La secolare chiesa di San Giovanni in Tuba sarà messa in sicurezza per l'opera di difesa dell'edificio dalle vicine acque del Timavo. La Regione ha stanziato la somma di 295.000 euro nell'ambito di un provvedimento finanziato dalla Regione, come detto, finalizzato al recupero di beni immobili ecclesiastici del territorio dell'arcidiocesi di Gorizia, di cui fa parte l'edificio religioso risalente al 1483, che si trova a poche centinaia di metri dal villaggio del Pescatore e che prevede globalmente una spesa di poco più di 2 milioni di euro. Task force dopo il crollo ad Uino Aurisina, ricognizione sulle case, in particolare al villaggio del Pescatore. E poi torna la Sportin, rassegna inclusiva sui campi da gioco. Si terrà il 17 maggio al Palazzetto di Aquilinea, nel pomeriggio anche attività alla Piscina Bianchi. Qui in foto la presentazione della 3ª edizione di Sportin che si è tenuta ieri mattina. Milonga, musica, cultura e storia argentina, torna Flores de Mayo, la 3 giorni dedicata al tango. Qui la foto della presentazione di questa 3ª edizione ieri al Museo Orientale in via San Sebastiano 1. Proseguiamo ancora in queste pagine finali per le segnalazioni
e gli ultimi articoli prima di andare a leggere le prime pagine del Piccolo, che si occupano di questioni regionali, nazionali e internazionali. Dialoghi di speranza per ricordare Francesco, in memoria del Papa, incontrarsi e dialogare per ricordare insieme Papa Francesco. Con questo desiderio la Caritas ha chiamato ieri nel seminario vescovile, alla vigilia del conclave, credenti e non credenti a sedersi l'uno accanto all'altra per condividere ricordi, parole, esperienze umane e spirituali legate alla figura del pontefice che ci ha da poco lasciati. Le visite guidate d'Italia Nostra all'interno del Porto Vecchio, nell'ambito della valorizzazione dell'antico scalo, Italia Nostra offre tutti i mercoledì di maggio visite alla centrale idrodinamica e alla sottostazione elettrica. Ritrovo alle 9:15 del mattino davanti alla sottostazione elettrica. Prenotazioni 5 giorni prima all'indirizzo mail trieste@italianostra.org. Nell'articolo invece che leggiamo accanto, giochi di luce tra mito e realtà, una finestra sul cosmo con le ultime dal mondo della astronomia. La pagina della cultura, Odette Kupatil, Daruma dei Desideri, da oggi in libreria il romanzo della scrittrice pordenonese edito da Bompiani. Protagonisti una donna ironica, suo figlio, un cane e una statuetta giapponese. Qui la copertina del libro. Non c'è tempo per l'addio, poesie da Gaza assediata, con la presentazione di questo volume, poi Mozart, Verdi, Puccini, al Verdi di nuova stagione tra tradizione e novità. Apertura a novembre con Il Barbiere di Siviglia di Rossini, alternato fino alla metà di dicembre alle Nozze di Figaro. Questa pagina prosegue con gli appuntamenti con Pavel Berman in un concerto specchio del presente per la musica. Il violinista russo oggi è al Miela assieme alla pianista Maria Meherovic. E quindi domande per il concorso Karajan entro il 10 maggio con la deadline che arriverà tra 3 giorni. Alle 17 invece alla Lovat a Canfora presenta L'Errore alle ore 17 alla libreria Lovat a Trieste. Andiamo alle pagine iniziali del Piccolo perché c'è stata ieri la votazione all'interno dell'Università di Trieste per eleggere la futura rettrice dell'Ateneo e sarà Donata Vianelli, nuova rettrice, affluenza record all'89% ad elezione al primo turno, vince Vianelli sulla collega Garofalo. Qui anche i numeri del voto, il totale gli aventi diritto al voto erano 1546, Ilaria Garofalo ha preso 341 voti, ha vinto invece Donata Vianelli con 552 voti totali. Il totale di aventi diritto erano 719 tra professori di ruolo e ricercatori, 145 tra rappresentanti degli studenti e degli assegnisti, 682 il personale tecnico amministrativo, 143,8, poi vi spieghiamo la virgola, il peso dei votanti del personale tecnico amministrativo, perché secondo quelle che sono le regole di votazione dell'università, i voti dei vari reparti tra docenti, rappresentanza degli studenti e personale tecnico non avevano lo stesso, diciamo, percentuale di peso, ovvero c'erano alcuni voti che avevano che pesavano percentualmente di meno, e qui il motivo della virgola sul totale massimale che potevano raggiungere le due candidate, per un totale, come detto, di 1546 votanti all'interno dell'università, e quindi affluenza alta, l'89%, superata quella del 2019. Le urne digitali cambiano il rito, il silenzio in Piazzale Europa, difatti la votazione è stata completamente online. Entusiasta e onorata le prime parole di Donata Vianelli, la lunga corsa partita dalla resa di 6 anni fa e le ricette per il futuro. Originaria di Vicenza, ha trascorso la carriera nel capoluogo giuliano, gli auguri dell'ingegnere sconfitta affronteranno al meglio le sfide, ha detto anche l'altra contendente al ruolo.
la Garofalo. Andiamo ora in pubblicità, torneremo da queste pagine a leggere gli articoli del Piccolo fino a chiusura rassegna stampa, poi vi ricordo nuovamente saremo in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana tra i banchi della maggioranza di centrodestra. Dalle 9 alle 10 invece in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Pubblicità, ci vediamo tra poco. C'è un nuovo agente in città, si chiama Conan, ha 8 anni ed è un pastore belga che fino ad oggi faceva parte dell'unità cinofila della polizia locale di San Michele al Tagliamento. Insieme al suo conduttore e vice istruttore presso il comando di Bibione, che ha maturato 15 anni di esperienza nella polizia locale, Conan presterà servizio nel nucleo interventi speciali. Sì, lui è addestrato alla ricerca di stupefacenti, noi comunque facciamo controlli quotidiani nei giardini pubblici e quindi sicuramente sarà un ausilio, anche perché in alcune occasioni è stato trovato stupefacente in alcuni giardini pubblici come luoghi di deposito temporaneo. Sicuramente aiuterà anche l'indagine del nucleo di polizia giudiziaria, perché poi quando si fanno le perquisizioni il cane ha un olfatto che è molto superiore alle intuizioni della ricerca di nascondigli, e quindi un'attività che va a completare un quadro di lotta al degrado che porta avanti anche la polizia locale come tutte le altre forze dell'ordine. Conan ha già prestato servizio a Trieste nel 2023, riuscendo a individuare droga nascosta in vari luoghi della città. Sarà uno strumento molto utile, perché sarà utile sicuramente nel controllo del territorio, ma servirà anche come deterrente e sarà un valore aggiunto per la nostra polizia locale, ma sarà anche una risposta per la nostra cittadinanza che chiede maggiore sicurezza. E noi come amministrazione comunale stiamo cercando di mettere in campo tutto, ogni tipo di strumento in questo senso, e questa operazione, il fatto di aver unito Conan al nostro corpo di polizia locale, va sicuramente ad essere una risposta in questo senso. È un esperimento che proviamo a fare, visto che lo fanno tante già città. Udine qua vicino a noi lo fa con ottimi risultati, abbiamo detto perché non provare anche noi. L'assessore De Gavardo ha presentato il progetto, ci abbiamo lavorato, come ha detto lei prima, già per 1 anno e mezzo, però alla fin fine il risultato è stato buono perché siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo. Adesso vedremo se effettivamente potrà essere un grande aiuto alla Polizia Municipale. Così l'assessore Stefano Avian, e avete sentito anche prima l'assessore De Gavardo. Ben ritrovati con la rassegna stampa di questo mercoledì 7 maggio in nostra compagnia della trasmissione Sveglia Trieste. Torniamo all'interno del Piccolo, al via il conclave, gli elettori in Sistina nel solco di Francesco. Basta guerre è il messaggio. Ultimi confronti tra i cardinali, si cerca un nome che accontenti tutti. Alle 19 la prima fumata, poi saranno 2 al giorno. Qui la chiusura delle entrate del Palazzo Apostolico in vista del conclave che prende il via oggi. In questo piccolo schema la distribuzione geografica dei cardinali che si sono dunque riuniti. Sono 16 dall'America del Nord, 4 dall'America centrale e 17 dall'America del Sud. 52 invece dall'Europa, 17 dal continente africano, 23 da quello asiatico, 4 dall'Oceania. In Italia 17 elettori, 28 erano nel 2013, new entry tra elettori autoctoni, ci sono una serie di nomi provenienti dall'Africa, dalla Nuova Guinea, Haiti, Capoverde, dalla Malesia, dalla Svezia, dal Lussemburgo, da Singapore, dal Paraguay, dal sud del Sudan e dalla Serbia. L'età media 70 anni e 3 mesi, il più giovane ha 45 anni ed è Mikola Bichok, invece il più anziano è Carlos Osoro di quasi 80 anni. Nuie, il caso del keniano escluso senza motivo, giallo sulle condizioni di salute. Chi si reca per le elezioni riceve inviti ufficiali e non è avvenuto, ha detto. La replica del Vaticano: si è ammessi de iure, di diritto, non è necessario un invito. Aveva fatto parlare di sé già nei mesi scorsi per aver ritoccato la sua età al ribasso, ed è un caso interno al Vaticano. Poveri, migranti e ambiente, cosa chiedono i porporati? Dalle congregazioni generali le sfide da affrontare, la lotta
a scandali e abusi, l'identikit del prossimo pontefice è una figura capace di fare da ponte e guida. Qui la foto dei cardinali nel conclave del 2013. Gli istituti e i ristoranti, la diplomazia parallela, i luoghi dei prelati all'interno della città del Vaticano, il momento più solenne e gravoso della vita di Chiesa, ma l'adunata dei cardinali a Roma per partecipare al conclave a tratti assume anche quasi un clima di gita. Dove alloggiate? Chiedeva qualche giorno fa un cardinale africano ad un gruppo di porpore indiane all'uscita della congregazione generale, quando dopo i giuramenti, le preghiere e gli interventi l'atmosfera diviene un po' più rilassata e si aspetta insieme chi il proprio assistente, chi il proprio autista, chi invece si incammina da solo ma sapendo già che troverà qualche confratello nel convento o monastero dove poi andrà a risiedere. Andiamo ad altro. Israele all'attacco nello Yemen, distrutto l'aeroporto di Sana'a, il Medio Oriente si combatte senza limiti, c'è tregua tra Stati Uniti e Houthi, Trump si dice sicuro ormai si sono arresi, gli yemeniti dicono ma non con lo Stato ebraico, siamo sempre a sostegno di Gaza. Accanto, verso la festa di liberazione dai nazisti, droni ucraini su Mosca, fra 3 giorni la parata con i leader stranieri. Nella cronaca della guerra in Ucraina. Stop all'energia da Putin, gas e GNL, uranio arricchito, petrolio. E la stretta all'energia russa da Bruxelles che ha presentato una roadmap per accelerare sul piano Repower e Unione Europea e azzerare entro il 2027 le importazioni da Mosca. Non è una proposta legislativa vera, ma la promessa di un divieto alle importazioni di gas dal Cremlino. Carney sfida il tycoon, non siamo in vendita, ma The Donald dice mai dire mai. La stretta ufficiale, la stretta di mano, il picchetto ufficiale, le congratulazioni per una grande vittoria, il primo faccia a faccia tra Trump e Carney, che 6 settimane fa è stato eletto premier del Canada, trainato da una piattaforma anti-tycoon, è andato apparentemente bene, considerando le premesse. Nessuno scontro diretto come quello con Zelensky, al quale il presidente ha accennato nel bilaterale con il canadese, ma neppure grandi passi avanti. Non siamo in vendita e non lo saremo mai, ha dichiarato subito Carney. Come sa, alcuni posti non si possono comprare, ha detto il premier. Il tycoon ha replicato mai dire mai, insistendo sui presunti vantaggi per il Canada se diventasse il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Superiamo la pagina della pubblicità, andiamo agli affari interni. Tajani a Zagabria, collaboriamo, la via del cotone è un'opportunità. Al Business Forum Italia-Croazia il ministro cita il porto di Trieste, punto di partenza del corridoio, sottolineata la valenza dei progetti energetici congiunti come il cavo sotterraneo. In Serbia gli studenti alzano l'asticella, subito nuove elezioni. Dopo oltre 5 mesi di proteste contro l'elite al potere a Belgrado, il popolo sostenga la lista a cui daremo fiducia, alt del ministro Dačić. Qui la foto di uno dei raduni organizzati nei mesi scorsi a Belgrado. In Germania, Merz eletto cancelliere al secondo turno, il primo voto tradito dai franchi tiratori. La formazione del nuovo governo tedesco. Era dal 1949 che un cancelliere non veniva nominato allo scrutinio iniziale. Ursula von der Leyen dice al lavoro per un'Unione Europea più forte. Il voto di fiducia al cancelliere Merz. Qui vediamo la suddivisione dei seggi con la CDU-CSU al 28,6% con 208 seggi, la SPD con 16,4%, 120 seggi, la AfD con 152 seggi, i Verdi con 85 seggi e poi l'Inke con l'8,8% a 64 seggi, un seggio va anche alla SSW con lo 0,2%. Questa la ripartizione, i seggi ottenuti dalla grande coalizione sono 328 e quindi vanno a comporre la nuova maggioranza in Germania. L'AfD festeggia, Widel chiede di tornare a votare, da Berlino l'Europa riparte zoppa, scrive Marco Zatterin proprio a commento della formazione del governo tedesco. Andiamo alla cronaca, scontro in volo fra 3 aerei delle Frecce, un pilota è rimasto ferito a Pantelleria, i velivoli si sono toccati durante un'acrobazia, il Pony 8 dopo l'atterraggio è finito in una scarpata per un guaio al ruotino.
Qui vediamo Luca Battistoni del Poniotto, terzo gregario destro della pattuglia acrobatica, coinvolto in questo incidente. Separazione anomala mentre stavamo effettuando la manovra del cardioide, ha detto, anche per motivare l'impatto tra i due aerei. 5 vittime sul lavoro nell'arco di 2 giorni, l'emergenza sicurezza nel paese, lo riporta la CGIL con il suo segretario Maurizio Landini. Andiamo anche in questo caso oltre la pagina pubblicitaria per andare ad affrontare un capitolo sempre molto attuale, quello della sanità in Friuli Venezia Giulia e delle liste d'attesa, come vedete dal titolo. Liste d'attesa e diritto di garanzia. Sono state oltre 21.000 le richieste, domande decuplicate in un anno per vedere rispettati i tempi delle visite, più di 7.000 quelle arrivate alle aziende Friuli Centrale e Giuliano Isontina. Il cosiddetto diritto di garanzia sulle liste d'attesa. Qui in questo grafico, o meglio in questa raccolta di dati, la ripartizione per le 4 aziende sanitarie, o meglio 3 aziende sanitarie che vediamo in questa pagina più il Burlo, e poi nella pagina successiva che stiamo guardando adesso c'è il totale delle domande pervenute, che sono 21.099, come vedete in rosso il dato qui sulla sinistra. Ma torniamo alla pagina precedente per argomentare meglio questa notizia. Domande, come abbiamo detto, sono cresciute di molto in un anno per vedere rispettati i tempi di attesa delle visite. Fare di più, dice il Dem Conficoni del Partito Democratico. Iter uniforme, invece, ribadisce il direttore dell'azienda sanitaria Giuliana Isontina, Antonio Poggiana, che aveva definito un regolamento interno per assicurare il diritto di garanzia. Poi la Regione ha fatto in modo che le aziende uniformassero le procedure e tutti abbiamo adottato lo stesso percorso, dice Poggiana. Nel 2024 eppure inizio 2025, fa sapere il direttore generale, c'è stato un aumento esponenziale delle richieste, cui abbiamo risposto con prestazioni e personali aggiuntivi, ricorrendo in pochissimi casi al rimborso della spesa sostenuta dagli utenti. Prezioso in questa fase l'aiuto del privato accreditato, che si è fatto infatti carico di numerose richieste. Regione in coda alla classifica per le case della comunità, l'analisi della Fondazione Gimbe, in ritardo anche gli ospedali di comunità, nessuno aperto dei 13 previsti. Medici di base, le regioni riconoscere la specialità. La Commissione Salute in Regione, definito il pacchetto di proposte che oggi sarà discusso dai governatori. Il rappresentante di Forza Italia, nonché assessore alla salute Riccardi, ieri ha formalizzato in procura, accompagnato dai testimoni, una denuncia contro ignoti dopo l'aggressione subita a Tolmezzo da parte di un gruppo di persone. L'assessore dice messi a disposizione oltre 28 milioni per gli accordi regionali come le risorse integrative. Non è pensabile che, come è accaduto con la pandemia, si debba negoziare accordi su base volontaria, così leggiamo nella sua dichiarazione. Il Partito Democratico, con l'ingresso dei privati, strutture per anziani più costose, come sempre anche sulle case di riposo si va avanti senza alcun confronto. Il credito dato dal Consiglio regionale rispetto alla sperimentazione di forme di gestione in partenariato delle case di riposo a dicembre 2024 non si è trasformato in alcun tipo di condivisione, ma una domanda va fatta: quali garanzie si pensa di dare ai cittadini rispetto alla qualità del servizio offerto e al rapporto al costo della gestione? Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti del Partito Democratico, intervenendo nel dibattito sulle case di riposo in regione. Andiamo al premio Grills, il premio giornalistico nel nome di Almerigo Grills, un esempio, e ritorna anche la connessa protesta. La contestazione, infatti, un violento, così si riabilita il fascismo, la replica, rimpiangono un'egemonia culturale. Allora andiamo a sentire innanzitutto la presentazione del premio giornalistico ieri per voce di uno degli ideatori, il giornalista inviato nelle zone di guerra Fausto Biloslavo. Dopo sentiremo anche la versione della sezione della CGIL dell'ANPI con il dottor Provedani. Intanto Biloslavo.
L'obiettivo è sempre lo stesso, è quello di riconoscere, valorizzare, premiare e aiutare i giovani giornalisti di guerra, cioè i giovani che vogliono seguire questo mestiere, che vogliono farlo andando sul campo, laddove i fatti accadono, non rimanendo a bordo piscina. Così il giornalista Fausto Biloslavo ha presentato nella sede della Regione il premio Almerigo Grills, giunto alla seconda edizione. Tra le novità il reportage in Mozambico, dove Grills morì colpito da una pallottola alla nuca mentre realizzava un reportage su un attacco della guerriglia, primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo portato una targa dove è sepolto Almerigo, come era sua volontà, e questa missione in Mozambico sta producendo un documentario. I premiati fra i 30 giovani partecipanti al contest di quest'anno saranno annunciati il prossimo 19 maggio a Milano. Il 9 maggio alla Sala Luttazzi di Trieste del Magazzino 26 si terrà, sempre nell'ambito del premio, un talk show sul tema informazione di guerra o guerra di informazione. Oggi invece è stata inaugurata nella Sala Veruda la mostra intitolata Dentro il fuoco. La qualità dei lavori era molto alta e soprattutto c'erano tanti lavori, abbiamo ricevuto 30 candidature che non sono poche, c'è una predominanza di donne e questo mi fa molto piacere. E alle polemiche di chi anche quest'anno si oppone al premio dedicato alla figura di Grills per le sue posizioni politiche espresse prima e durante la sua carriera, Biloslavo replica. Questo capita solo a Trieste, che evidentemente è una città particolare. Il discorso è molto semplice: le guerre, tutte le guerre, finiscono. È finita la guerra in Mozambico, Almerigo era un testimone caduto, tutte le guerre finiscono, anche le guerre di casa nostra, quella guerra fra virgolette degli opposti estremismi che io ricordo molto bene, anche se portavo i calzoni corti, degli anni 70, evidentemente non finiscono per tutti. La storia, anche quella minore quando intreccia quella con la S maiuscola, si ripete. Prendiamo il premio Grills. Pure quest'anno, a pochi minuti dalla presentazione ufficiale dell'iniziativa, la sezione della CGIL all'interno dell'ANPI provinciale ha espresso il proprio dissenso. La nostra non è un'iniziativa personale indirizzata a una giornalista che non c'è più, ma è una contestazione politica a quello che è stato il personaggio Grills. Tornano come sempre a galla, insomma, gli anni 70, quel periodo fosco da ogni parte che vide il giornalista e fotoreporter scomparso nel 1987, militante del Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano. Brovedani, invero, stigmatizza anche il lavoro di Grills in Mozambico, dove trovò la morte. Nell'83, lo riportiamo, fece un articolo di elogio di Mussolini, e non negli anni 70, ma nell'83, quando fondò proprio Albatros con Biloslavo e Michael Singh. Il nome di Grills automaticamente riporta ad un periodo che meriterebbe una revisione e che comunque resta al centro di polemiche non da poco. Durante la conferenza stampa che ha preceduto un presidio da Piazza Unità a Palazzo Costanzi, sede di una mostra su Grills, si è accennato in termini critici anche alla mostra La ginnastica triestina dedicata alla figura di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso da Avanguardia Operaia a Milano nel 1975. Non è accettabile è che mentre ad Almerigo Grills, che faceva le scorribande antislovene in altopiano, viene intitolata una via, una mostra e addirittura un premio giornalistico, agli altri no. E questa è la grossa differenza. Questo dunque abbiamo raccolto ieri nelle pagine del Piccolo. Gli stessi contenuti che abbiamo appena sentito, il presidio in piazza, non critichiamo il reporter ma la figura politica, appello di partiti e associazioni. Invece in foto la presentazione ieri del premio con Fausto Biloslavo e poi il vicepresidente della regione, assessore alla cultura Mario Anzil, accompagnato dall'assessore comunale Elisa Lodi e da Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Trasporti marittimi, un solo traghetto operativo, disagi sulla linea per Cherso, già tanti turisti, lunghe attese nel weekend, poi gli utenti della Brestova Faresina, fino a 6 ore di coda, l'armatrice Idrolinea, gli orari vengono decisi dagli enti. La guida Floss Olei, produttori d'olio in 73 nella top 500, leggiamo da questa pagina. Andiamo all'economia, dalla Cina all'Europa, passa da nord-est la rotta tra il Caspio e l'Italia.
L'iniziativa del Middle Corridor promette di collegare Oriente e Occidente in appena 12 giorni. Strategico il ruolo dei porti di Trieste e di Aktau in Kazakistan per aggirare Russia e canale di Suez. Qui vediamo proprio il tratto del Middle Corridor e i rapporti tra Italia e Kazakistan, nel volume anche delle merci trasportate lungo il Middle Corridor, 2,5 milioni di tonnellate. L'export italiano nel 2024 era di 1,2 miliardi, l'import italiano nel stesso anno, l'anno scorso, di 4 miliardi e 2, 20 miliardi di dollari il commercio bilaterale, più 24% sul 2023, prendendo a riferimento i paesi che sono toccati da questo corridoio commerciale, linea marittima che vediamo in rosso, ma anche linea terrestre e paesi poi attraversati dal corridoio, tanto nella tratta cosiddetta nord quanto in quella invece sud. La classifica ANIA generali prima per premi raccolti con il 19% del mercato, la pagina dell'economia poi prosegue con banche, intesa fuori dal grande risico, troppa confusione, dice Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, il primo trimestre oltre le attese, utile a 2,61 miliardi, l'amministratore delegato Messina, ci concentriamo su quello che abbiamo. Accanto leggiamo, quadro incerto ma l'economia del Friuli Venezia Giulia dimostra solidità, e poi la Corte dei Conti dell'Unione Europea che accusa PNRR risultati deboli, il piano di ripresa e resilienza. L'analisi degli auditor europei traccia un quadro impietoso, manca trasparenza, la Commissione ribatte, ha incentivato gli Stati ad affrontare sfide strutturali. Nel comparto dell'automotive Ferrari in crescita utile e ricavi nel trimestre per la scuderia di Maranello, e quindi all'interno di questo inserto casa e arredamento, diversi spunti riguardo proprio ai lavori domestici. Sguardo rapido, l'abbiamo fatto nei primi minuti di rassegna stampa, alle notizie locali, con Palazzo Carciotti e l'arrivo dei ponteggi per l'avvio dell'operazione di restauro, il caso Resinovic, su quella frattura di Liliana dirò la mia verità alla procura, parla il preparatore anatomico Molinari. Morto in carcere dopo la rivolta, è stata fatale un'overdose di metadone dopo quella sommossa del 12 luglio dell'anno scorso, la rivolta dei detenuti scoppiata la sera prima proprio al Coroneo. Una parte dell'eredità al Museo Schmid, la donazione della vedova del pianista Franco Russo, il nuovo cane antidroga in capo alla polizia locale di Trieste, ieri la presentazione, e poi anche l'acquisto delle sciabole ufficiali con il comune che acquista una serie di armi di rappresentanza proprio per il corpo municipale. Proseguiamo poi a Borgo San Sergio con le nuove aiuole, partiranno a breve i cantieri tra le vie Curiel e Forti per mettere a nuovo un angolo verde, quello di Borgo San Sergio, a oggi lasciato allo stato, diciamo, senza una gran manutenzione da un punto di vista di alberature e di tracciati. Incendio nel camping Obelisco, colletta per chi ha perso tutto, avviata da chi frequenta e stazione risiede proprio al camping. San Giovanni in Tuba da tutelare con l'intervento anti-allagamenti, gli appuntamenti con la milonga, musica e la cultura, la storia argentina, torna infatti Flores de Mayo, la 3 giorni dedicata al tango. Andiamo alla pagina sportiva, la spinta di Tommaso Silvestri, il centrale parla della squadra della doppia sfida col Caldiero Terme per i play-out, abbiamo fatto tanto ma ancora nulla. La condizione è buona, l'intervista ad Antonello Rodio del Piccolo, del difensore centrale di Tesser, in vista della doppia sfida con la Caldiero Terme. I tifosi per la trasferta dei triestini restano soltanto 130 ticket acquistabili da oggi, anzi da domani, con la possibilità di vedere la squadra nella provincia di Verona. Le allabardate invece scatenate passeggiano sul Concordia e allungano ancora in vetta la classifica. Basket, annata da 7 pieno. L'ex Bossi, ora Orzi Nuovi, promuove la stagione di Trieste, bisognerà presentarsi ai playoff
con la forma giusta, Futurosa Under 15 da spettacolo e vola alle finali nazionali sempre di basket, in questo caso nel campo femminile. Le Orchette, match point contro il Plebiscito Padova, vogliamo la semifinale, dicono le Orchette allenate da coach Zizza. Andiamo al calcio, ieri il turno di Champions League, la semifinale di ritorno con Miracolo Inter, nerazzurri in finale al termine di una sfida epica col Barcellona. Decide Frattesi nei tempi supplementari dopo il 3-3 che è stato firmato da Acerbi al 93esimo in una partita ricca di gol e di spettacolo. Non sono mancati i momenti di emozione, anzi è stata una partita molto accesa. Paris Saint-Germain Arsenal, l'altra semifinale, si parte dall'1-0 per i francesi e questa sera alle 21 a Parigi si giocherà l'altra semifinale di ritorno, quella fra, come detto, Paris Saint-Germain e la squadra londinese dell'Arsenal, per andare poi a decretare chi andrà in finale di Champions League contro l'Inter. Il sergente Velasco chiude la porta azzurra a Chirichella, Bonifacio, Pietrini e Lubian. Il CT conferma che escluderà per sempre chi rinuncerà alla nazionale femminile. Siamo arrivati alla fine del piccolo, dunque noi ci fermiamo per la pubblicità. Saremo tra poco in compagnia del consigliere comunale della lista civica Idea Giuliana, Mirko Martini. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, come vedete in studio con noi Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, le faccio vedere il servizio andato in onda ieri nel nostro telegiornale, quello che riguarda un nuovo progetto sulla viabilità e sui parcheggi che coinvolge quella galleria di Largo Sonnino, Park d'Annunzio con metropolitana pedonale. La proposta che nasce dalle intenzioni della giunta di piazza, dal sindaco in prima persona, che ieri mattina Gianluca Paladin ha intervistato nel corso di Sveglia Trieste. Poi lo commentiamo assieme, Martini. C'è molto turismo e si sono viste le rive anche intasate di macchine di turisti e è stato tirato fuori il problema parcheggi, insomma si sta lavorando in tal senso. Beh, questa mattina eravate qua con me quando è venuto Sergas, hai visto con tutti i suoi progetti, sia per l'allargamento quello sotto il colle di San Giusto, che poi la verità è che aveva 700 posti, ne hanno venduti 400 e sono rimasti solo 300, in effetti se avessimo un parcheggio da 700, però insomma sono ditte private. Sergas sta lavorando su vari, hai visto che ti ho fatto vedere i progetti, per cui dobbiamo andare avanti. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, in diretta sulla nostra emittente, ha anticipato in parte la risposta all'emergenza parcheggi su cui sta lavorando il comune dopo riproporsi con il ponte del 1° maggio delle code di turisti al volante con centinaia di veicoli che puntano a sostare al Park San Giusto, l'ideale punto di partenza per una visita alla città. Ed ecco spuntare l'idea di cui i tecnici di Palazzo Cheba, il Primo Cittadino, hanno discusso con la ditta Sergas. L'ampliamento del parcheggio non avverrebbe solo con la costruzione di nuovi piani sotto al colle, ma con la realizzazione di un nuovo park sotterraneo, sfruttando l'esistente galleria di Viale d'Annunzio all'altezza di Largo Sonnino, collegandola al centro città, cioè allo stesso Park San Giusto, con un sistema di metropolitana pedonale, lo stesso utilizzato nei grandi aeroporti per collegare i vari terminal. Una soluzione già messa in atto nella città di Spoleto, in Umbria, cui si riferiscono le immagini che state vedendo. L'opera attraversa tutto il centro della località sino alla Rocca ed è dotata di aria condizionata e sistemi di sorveglianza. Un progetto ovviamente ancora embrionale e tutto da valutare a livello urbanistico, di fatto però percorribile. Il tunnel, che si apre sotto via Molino a Vento, è lungo 420 metri ed è collegato con la galleria San Vito. L'entrata da questa è oggi chiusa da rivestimento metallico che la ricopre, ma con gli opportuni interventi si potrebbe realizzare un bypass, come vedete nelle schede, in grado di portare i pedoni nel loro percorso sotterraneo alla parte retrostante del Park San Giusto per sbucare, sempre su pedane mobili agevoli anche per i disabili, in via del Teatro Romano. L'infrastruttura, che conterrebbe tra i 500 e gli 800 posti auto, sarebbe dotata di uscite e risalite meccaniche e risponderebbe anche ad altre due esigenze.
esigenze. Quota a parte dei parcheggi sarebbe dedicata ai residenti di Largo Barriera Vecchia e il nuovo park fungerebbe da hub di scambio per i triestini che potrebbero lasciare in loco il mezzo per utilizzare i comodi tapis roulant per raggiungere il centro. Ecco Martini, dunque da qui a dire che questo è un progetto fatto, finito, pronto, dettagliato, ce ne passa, però è un'idea. Cosa ne pensa? Ed è dalle idee che si parte per poter portare avanti i progetti. Abbiamo visto la crescita del turismo in questa città, siamo riusciti a portarla avanti, c'era un'idea ben chiara, ci voleva che Trieste smettesse di essere un appendice di Venezia, perché per dire dov'era Trieste dovevi dire near Venice. Oggi dici Trieste, Trieste è una città che viene riconosciuta anche a livello internazionale, quindi è aumentato il turismo, quindi sono aumentate le opportunità di lavoro. Come ho già detto dando una risposta quando il PD ha detto soffocamento da turismo, quando iniziano a vedere chimere ovunque, a vedere problemi ovunque, dico sì, affrontiamo il problema, ma trattiamolo come un'opportunità. Trieste può fare turismo, Trieste può fare industria, Trieste può avere il porto, Trieste può essere città di rinascenza, Trieste può avere tutto. Dobbiamo smettere di fare la politica dei no, la politica del disfattismo totale, di quella che è la decrescita felice. Non esiste la decrescita felice, quindi questa è un'idea che c'è, percorribile, sfruttando quello che già Trieste ha, perché bisogna anche andare a pensare lo sfruttamento del suolo, la cementificazione da andare a limitare quando si fanno questo tipo di progetti, e allo stesso tempo, dopo il grande progetto avviato, e quello sì è una realtà, che è quello di Porto Vecchio, la grande sfida del futuro di Trieste è riprogettare se stessa. Cioè questa è la grande sfida che ci aspetta dopo. Finora la giunta, l'amministrazione si è dovuta occupare di quell'hub, di quell'area enorme, un'area unica. Abbiamo creato uno dei 10 progetti di rigenerazione urbana migliori del mondo, secondo alcune riviste internazionali, e ora dobbiamo andare a riprogettare la città, concentrarci sulla città. Io sono sempre uno di quelli che sogna il tubo sotterraneo sulle rive, è un sogno, spero che prima o poi, più prima che poi, diventi realtà. È una cosa che costa, però è una cosa che farebbe molto bene alla città e ricreerebbe quel... lo dicevo sempre nel 2021, perché dopo uno pensa anche a quello che ha detto in campagna elettorale, del riportare Trieste ad avere un rapporto con il mare diretto, che non sia solo porto, che non sia solo barcola, ma avere un rapporto più grande, più ampio con il mare. Sono stato da poco a Barcellona e ho visto una città di milioni di abitanti avere un rapporto con il proprio mare davanti, anche se lo vedi sempre lontano. Rapporto inteso come sfruttiamolo per infrastrutture, coinvolgiamolo nelle dinamiche, diciamo, esatto, della a livello città. di costruisco qualcosa che abbia a che fare col mare. Questo esatto, costruisco qualcosa che abbia a che fare col mare e do la possibilità ai cittadini di avere un rapporto con il mare, perché il mare è salute, il mare sappiamo quanti benefici possa avere. E dobbiamo ripensare a zone pedonali e dobbiamo ripensare anche a questo progetto dei parcheggi che, sempre sfruttando anche le capacità dei privati che ci sono a Trieste, i privati possono venire e lavorare, perché c'è un'amministrazione che li fa lavorare, portare avanti l'idea di aumento dei parcheggi, perché obiettivamente sono un problema nella città il numero di parcheggi. Quindi scusatemi, prego. Spero di vedere questa idea piano piano realizzarsi e portare un numero di parcheggi sufficiente a essere in tutte le città dove si va. Quando sono stato a Stoccarda c'era un mega parcheggio sotterraneo sotto la piazza di Stoccarda, cioè tu arrivavi in pieno centro a Stoccarda, parcheggiavi e dopo giravi quanto volevi. Monaco ha parcheggi diversi, ma nel centro cittadino
ha una serie di parcheggi intorno alla piazza, cioè partendo dal centro della piazza si hanno una serie di parcheggi tutti intorno che vengono dati sempre dal sistema privato, dai vari negozi che ci sono lì. Poi Monaco ha un centro molto pedonale. Sì, esatto. Monaco di Baviera è un centro storico, se non esclusivamente, largamente pedonale. Esatto, alla grande piazza che tu cammini, puoi andare fino alla residenza tranquillamente a piedi, ma quando ci arrivi tu veramente c'è il parcheggio dell'Italy che ha un click a contorno, proprio dal... E noi dobbiamo rivedere la città anche in questo senso per dare servizio ai cittadini di Trieste, perché sono i cittadini di Trieste che devono godersi il centro, devono godersi la città prima di tutto, e questo è ciò che pensa l'amministrazione. Poi allo stesso tempo dobbiamo pensare al lavoro, al sviluppo e al turismo, che sono due matrici che noi possiamo portare avanti, e Porto Vecchio sarà sicuramente un progetto importante anche in questo verso. Rilancerà l'industria perché ci sarà un'attrattiva di stampo industriale in quel luogo, non si può fare industria in quel luogo, ma ci saranno sedi che verranno in quel luogo, perché sempre di più le grandi aziende cercano il benessere dei propri dipendenti e quindi lavorare in un posto bello, in un posto vicino al mare aiuterà sempre. Ci sarà il polo studentesco lì che quindi darà vita al luogo insieme al polo regionale, quindi ripeto, quel luogo è già ben progettato, riprogettiamo anche la città in modo tale da renderla il più bello possibile, ancora migliore, andando a veramente vedere questo tipo di progetti, a pensarli e poi a realizzarli. Ci vuole anche concretezza nelle cose, perché se noi facciamo vedere solo gran bei progetti e poi non si fa, perdi di concretezza. E anche poi di credibilità. Esatto. No? Le leggo un paio di mail. Caro conduttore, caro consigliere Martini, buona giornata, seppur uggiosa, da Claudio Visintin. Nel telegiornale di Tele4 ho visto un servizio in seguito all'episodio spiacevole accaduto a Tolmezzo, in cui l'assessore alla salute Riccardo Riccardi è stato oggetto di pugni, calci e sputi sull'auto. Per quello che può servire tutta la mia solidarietà nei confronti dell'assessore Riccardi, è necessario agire con responsabilità e collaborazione, consigliere Martini, per garantire un servizio sanitario di qualità per tutti i cittadini. Complimenti a Idea Giuliana, dimostrate che sì, Trieste può essere capitale del turismo senza rinunciare alla sua anima industriale, anche con Industria 5.0, al suo porto, alla sua vocazione scientifica e universitaria, quindi dalla sanità a anche, diciamo, il turismo. Questo è il commento di Claudio Visintin. Beh, abbraccio sempre l'amico Claudio, che è sempre anche troppo gentile col sottoscritto, quindi devo ammetterlo. Quindi lo ringrazio e ha messo in fila tante cose. Allora, la prima cosa, l'assessore ovviamente ha tutta la solidarietà sia di Idea Giuliana sia poi di quello che è il mio partito, che è Noi Moderati, e abbiamo già dato la solidarietà, e ovviamente inasprire inutilmente, cioè già viviamo in un mondo complicato, difficile, già siamo stressati, ognuno di noi è stressato da 1001 problemi, e proprio è un clima che si respira in maniera trasversale nel paese, cioè l'Italia è un paese sotto costante pressione che ci mettiamo da soli, perché non so se perché ero in vacanza, ma in Spagna respiravo un clima completamente diverso, più disteso, erano problemi più grossi dei nostri, cioè in maniera tranquilla se li facevano scivolare addosso più facilmente, e forse anche come si affronta il problema è una parte della soluzione al problema, da questo punto di vista. Quindi tutta la solidarietà all'assessore Riccardi, che sta cercando di governare la sanità, e non è mai facile, non è mai facile avere quel tema lì, averlo per così tanti anni, è un tema difficile. Non possiamo dire ovviamente che va tutto bene, perché non è vero, non va nemmeno tutto male, e questo bisogna dirlo. Stiamo facendo gli investimenti nella maniera corretta, stiamo
il centrodestra in regione sta portando avanti una politica di riduzione delle liste di attesa. Io stesso ho subito un piccolo intervento, devo dire che mi sono trovato bene con la sanità, sono stato trattato in maniera eccellente, grandi professionisti, grandissimi medici, anche quelli che mi hanno operato, quindi veramente il livello è molto alto, possiamo alzare ancora di più l'asticella. Ho dovuto aspettare i tempi, non era una cosa urgente, ho aspettato molto più tempo, però alla fine mi sono trovato veramente bene. Per quanto riguarda l'industria che la lancia, che lo mette come inciso, l'industria 5.0, in realtà è un'idea di Idea Giuliana che stiamo portando avanti, uno studio di fattibilità su quella che è l'area ex-exit, e stiamo cercando di portare avanti uno studio serio, completo, totale, con un business plan di che tipo di aziende possiamo avere lì e che cosa possiamo fare nell'area, ed è un progetto ovviamente importante anche per non perdere quelle che sono le realtà, o perlomeno la vocazione che dovrebbe avere una città, essere anche un polo di stampo industriale, ma non possiamo pensare a un'industria vetusta, vecchia, a un modo vecchio di fare industria, dobbiamo pensare al nuovo modo di fare industria, all'innovazione, al futuro. E io sono uno di quelli che più spinge per Trieste città della scienza e Trieste città della ricerca, perché con scienza e ricerca possiamo andare a veramente creare valore aggiunto. Per questo cerco di mettere insieme, creare una rete. Come consigliere comunale sto cercando di creare rete tra centri di ricerca, università, sistema pubblico, che non significa semplicemente mettere insieme persone, ma significa cercare un sistema di collaborazione stabile, perché molte volte quello che ho capito stando nella pubblica amministrazione, perché faccio il consigliere ormai non solo a Trieste, ho fatto consigliere anche in un piccolo comune da 10 anni quasi, stiamo arrivando nel corso di? Ho capito che molte volte quello che manca è fare rete, far conoscere le persone che lavorano nei vari enti, mettere insieme varie idee e poi sviluppare un'idea. Cioè, in Italia gli enti sembrano tutti slegati tra loro e perseguire fini diversi. In realtà il fine perseguito è unico di tutti gli enti, che è quello dello sviluppo, della crescita, della ricerca, del benessere rispetto al proprio paese, e mettendoli insieme, facendo rete, si può andare a sviluppare futuro. Questa è una delle vocazioni che io ho, che cerco di portare avanti anche adesso assieme ad ANCI, questo mio ruolo come consigliere nazionale ANCI, ancora di più mi sta dando questo tipo di visione, e spero di riuscire a portare il direttivo ANCI Giovani, per esempio, a vedere il progetto PAC di Trieste. ANCI ha sede a Udine e diciamocelo, Trieste viene visto come un punto più lontano, diciamocelo pure, non serve nasconderlo. Portarli qui, vedere che la città capoluogo è quella con la capacità amministrativa più ampia, più importante, e ha progetti d'eccellenza da poter replicare, di certo aiuterà lo sviluppo anche della regione. Le leggo altre mail, intanto le faccio vedere la vignetta di Marco Englaro che si riferisce al conclave, che sa che sei brusa per fare la fumata bianca, roba buona, sai buona, dice nella vignetta. Andiamo a leggere altre mail. Dunque, buongiorno, accogliamo con soddisfazione l'aggiunta dell'unità cinofila alle forze dell'ordine locali e attendiamo ora la conferma del vigile di quartiere, che sarebbe di grande utilità anche per il coordinamento del controllo di vicinato. Saluti e buona giornata da Vadim. Ieri hanno presentato questa unità cinofila, il cane Conan, sì, per la polizia locale, il vigile di quartiere che è diventato, assieme, mi pare, faccio un po' di riepilogo, nell'ultimo periodo vigile di quartiere e metal detector sono sembrati
all'opinione pubblica le ricette per sconfiggere tutti i mali del mondo. Allora, non esiste la ricetta per sconfiggere, la ricetta facile. Il cane antidroga, la polizia locale, benissimo. Io ho una visione personale, dico la verità. Io sono felice di tutti i lavori che fa la polizia locale, ma se continuiamo a subissare la polizia locale di cose da fare, non ci sbloccheremo mai, perché poveri veramente fanno di tutto. Abbiamo reparti che vanno a cercare documenti falsi, reparti esperti, dico la verità, che hanno fatto corsi molto preparati, e magari poi andiamo a perdere però quella che è la viabilità della città, e quindi ci mancano uomini da mettere sulle strade. È una cosa che cozza, diciamocelo pure. Quindi bene l'arrivo del cane, un cane super addestrato, che sicuramente ha poi la sua figura principale nel poliziotto suo responsabile, sì, certo, che hanno un rapporto particolare. Il poliziotto responsabile del cane ha un rapporto veramente stretto con il cane antidroga, e ovviamente il combattere la droga è una delle questioni fondamentali. Abbiamo visto il cagnolino in consiglio comunale. Il vigile di quartiere invece, Martini? Il vigile di quartiere è un percorso che non deve intraprendere il comune, no? Esatto, è una legge che è stata cambiata anni fa e non di certo dal centrodestra, ma non credo che neanche quella possa essere un sistema. Bisogna creare anche lì rete tra le varie forze di polizia, perché molte volte mi sono accorto che i carabinieri non parlano con la polizia di Stato, la polizia di Stato non parla con la polizia locale, che non parla con i carabinieri, che non parla con la guardia finanziaria, e quindi rischi di perdere quella che è l'investigazione che avevi sul territorio, il controllo che c'era in passato del territorio, che era un controllo di stampo investigativo. Non c'erano solo tanti uomini a disposizione, ma c'era una profonda conoscenza del territorio. Ovviamente quando vediamo continue risse, abbiamo visto le zone rosse, abbiamo visto un sistema che ha portato lo Stato a dover dare una risposta immediata, ma non è con le risposte di pancia che poi si risolvono i problemi. I problemi si risolvono andando alla fonte del problema, che è quella che è la certezza della pena, che manca totalmente in questo paese, quindi si rischia che chi fa il delinquente resti impunito. Molte volte trovo i poliziotti che ricordo sempre essere persone che rischiano veramente, veramente tanto, che mi dicono sì, io vado, rischio la mia vita, faccio il mio dovere bene, e dopo mi ritrovo quella persona di nuovo fuori, magari a delinquere di nuovo, a doverla riprendere, riportarla in carcere, riscarcerarla, e non abbiamo un sistema rieducativo veramente. Ovviamente dobbiamo dare risposte, le risposte le possiamo avere anche grazie al Project Luci, perché molti cittadini mi segnalano in maniera continua: non si vede bene dalle telecamere, le telecamere che ci sono troppo poche, ci vorrebbero più telecamere per avere non un grande fratello per i cittadini, ma una sicurezza maggiore per i cittadini, che sono due cose diverse. E il Project Luci comprende anche, avevo fatto un'interrogazione in Consiglio Comunale su questo all'assessore Bertoli, che mi aveva risposto per arrivare a una Smart Cities, per un controllo dei flussi, per un controllo del territorio. C'è già lì dentro un aumento delle telecamere, una manutenzione maggiore delle telecamere, che saranno manutentate meglio, si vedrà meglio, e quindi una maggior sicurezza sul territorio. Allo stesso tempo, molte volte mi arrabbio anch'io con la polizia locale, mi è successo un paio di volte di chiamarli, ed erano in affanno, poveri, perché mi hanno risposto arriveremo. Già quando mi rispondono così, arriveremo chissà quando, chissà dove, la mia pazienza smette, cioè la plomb smette di esserci, e si beccano rispostacce. Ma allo stesso tempo immagino il carico di lavoro che hanno.
Come ho già ben detto, la polizia locale dovrebbe fare controllo del territorio, controllo della viabilità, controllo della sosta selvaggia in alcune aree. Ero proprio qua a Sveglia Trieste quando un cittadino ha chiamato, e poi una serie di cittadini hanno fatto delle chiamate a cascata in cui chiedevano un maggior controllo della sosta selvaggia in determinate aree. E quando poi ho scritto alla polizia locale, la polizia locale subito si è attivata per fare maggiori controlli, ricordandomi sempre che siamo in pochi, facciamo quello che possiamo. Chiaro. Le leggo altre mail. Per il problema parcheggi utile sarebbe proseguire con il progetto di eliminazione del mercato ortofrutticolo, orrida struttura in centro, quella di Campomarzio, che è oggetto a voci di un trasferimento dalla sua sede attuale presso altre location, ma già da tanti anni si è sentito di una possibile destinazione a Prosecco, poi tramontata, esatto, perché sono mancati fondi PNRR, di un trasferimento in zona industriale, poi bloccata dal fatto che non è stato ancora acquistato il sito dove dover poi spostarlo, quindi esatto, è tutta una vicenda che è in piedi ma che non trova una via d'uscita, possiamo dire così. Ma è il solito sistema, quando si fanno gli annunci e poi non si concretizzano le cose, e questo è un problema. Noi ci stiamo attivando, il sindaco su questo si è attivato in maniera molto forte per spostare e volere quell'area. Come ho sempre detto, se noi facciamo degli hub di parcheggio un po' più distanti e permettiamo alla gente di camminare in sicurezza e raggiungere il centro cittadino, il proprio luogo di lavoro, perché ci sono molti lavoratori, cioè Trieste attira a sé molti lavoratori dall'intera zona. Immagino anche i lavoratori che scendono da Officina, che ogni volta hanno un'enorme fatica nel trovare parcheggi in centro città. Conosco persone che vengono giù in centro e magari non tornano a casa nella pausa pranzo perché dicono: il mio problema è il parcheggio poi. Cioè io potrei andare a casa dalla mia famiglia. Ci sono molti padri o madri che dicono: potrei andare a casa della mia famiglia, passare un'ora e mezza con la mia famiglia, ma non posso perché quando ritorno indietro non trovo parcheggio. Sì. E questo è anche una questione di benessere per i cittadini. Certo, per i residenti più che altro, non Sì, soltanto per un occhio per chi lavora. ai turisti. Dobbiamo andare in pubblicità, 8:30, superate da qualche secondo, ci fermiamo brevemente, ci vedremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana, eletto con Noi Moderati. Andiamo a leggere diverse mail, Martini, perché ce ne sono numerose e anche un po' polemiche, già glielo anticipo. Al suo caro ospite, al solito, sentirla fantasticare fa veramente ridere. Un tubo sotto il mare, parcheggi in primis, si pensi al lavoro e alla sicurezza. Parlate tanto di green e vuole un parcheggio sotto chissà quale piazza. Ai triestini non servono altri parcheggi a pagamento, non serve l'ovovia, non servono progetti faraonici che poi basano tutto sul privato. Non so dove vive il suo ospite, ma a noi triestini Trieste va benissimo così, scendete da piedistallo e chiedete ai triestini, dice Alessandro. Come gli risponde? Alessandro fa parte di quella schiera di persone del no, e non arriveremo da nessuna parte. Me lo ripeta? No, non si arriverà da nessuna parte. Probabilmente starebbe meglio in un paese stalinista. Noi che siamo in un paese liberale, che vogliamo la crescita, vogliamo il progresso, vogliamo la ricerca, vogliamo la progressione e non la staticità, perché sì, Trieste è bellissima, ma per anni l'hanno chiamata la bella addormentata, perché era qui, era ferma e non progrediva. Oggi finalmente si parla di progetti, si parla di quelli che possono essere anche sogni per la città. Parlare di ambiente non ha nulla di malvagio. Parlare di green non ha nulla di sbagliato, bisogna farlo solo nella maniera corretta, senza essere dei super talebani del green,
ma neanche restando stalinisti, perché non c'è via d'uscita, come dire, cioè, esatto. Così o così. Non è che dobbiamo... Non ci sono mezze misure, esatto. No? Secondo quanto invece c'è il mondo... ho detto una cosa che ho imparato in una masterclass a Milano. Mi è piaciuto, non mi ricordo adesso il nome di chi l'ha detto, l'ideologia è monocromatica. L'ideologia ti dà un colore solo del mondo, mentre il mondo ha 1000 colori, 1000 sfumature, 1000 sfaccettature. E noi di Idea Giuliana vogliamo nuotare in questo mondo di colori, di sfaccettature, di bisogni delle persone. Io parlo tutti i giorni, di tanto in tanto anche me le sento, ci sono delle gag divertenti con i cittadini, anche perché di tanto in tanto, e lo dico veramente alle persone, perché molti mi dicono ti vedo distante, dopo mi conoscono e dicono ma ti pensavo diverso, a livello proprio umano, mi pensavo una persona distante, fredda, distaccata. Poi parlando con me, magari bevendo un caffè, incontrandoci in piazza, mi vedono in maniera totalmente poi diversa. E vogliamo muoverci e ascoltare i cittadini, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare a riprogrammare la città, rivederla e fargli fare un passo nel futuro, dando quelli che sono i servizi e il benessere. Mi ricordo che c'era prima del Covid, leggevo un centro di ricerca proprio di Barcellona, si faceva su Barcellona e Madrid, come all'aumentare della zona pedonale aumentava, o perlomeno diminuiva, la spesa per la sanità. Cioè man mano che si aumentava le aree pedonali, verde, sì. Diminuiva leggermente la spesa per la sanità, e questo in una proiezione a lungo termine la diminuiva molto, perché camminando si faceva molto meglio di molte pastiglie che prendevano i cittadini. Quindi cittadini che prima si ritrovavano a prendere magari 2 o 3 pastiglie, se ne ritrovavano a prendere una perché erano costretti a camminare, a superare quella piccola barriera di pigrizia, e allo stesso tempo però si dava la possibilità a chi non poteva camminare di entrare in queste aree in maniera sicura, protetta, con l'auto, senza perdersi i servizi. E questo deve essere un modo di ragionare dell'amministratore. Noi dobbiamo ragionare non ad oggi, alle prossime elezioni, che è un po' poco ragionare così. Dobbiamo ragionare a lungo termine, ed è quello che stiamo facendo, che stiamo dimostrando anche eliminando il debito del Comune di Trieste. Trieste è stata sul Sole 24 Ore presa come amministrazione virtuosa. Non è una cosa banale. Lì è vero, sulla foto del Sole 24 Ore c'erano il sindaco e l'assessore Bertoli, che sono insieme ai dirigenti del Comune di Trieste, sono i principali attori di questo modo, però è un grande lavoro di squadra, certo. È una scelta che abbiamo fatto tutti assieme di andare a dimezzare il debito, di non ipotecare il futuro di Trieste. E io porto sempre come esempio la scelta che fece Renzo Tondo quando fu, che ormai può usare il passato remoto, presidente della regione, che si ritrovò una regione iperindebitata, perché era una regione molto molto indebitata, fece una scelta ben chiara di dimezzare il debito. Deborah Serracchiani dopo di lui riconobbe che quella scelta fu giusta e restò in linea con quella scelta. Federica oggi può fare grandi investimenti, avere un bilancio molto dinamico della regione. Ci sono voluti 10 anni prima di poter investimento per il domani, diciamo, fare questa cosa, e sapere che questa amministrazione, qualsiasi risultato futuro sia, essere parte di questo progetto, di questa squadra che va a dimezzare il debito di Trieste, che è diventato veramente un debito super sostenibile e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Abbiamo sbloccato assunzioni e non abbiamo ipotecato il futuro di Trieste. Sarà fondamentale, perché se l'amministrazione successiva, che io credo che sarà di centrodestra, potrà investire, sarà grazie a queste scelte responsabili. Le leggo altre mail. Anche oggi dacci la nostra favola quotidiana. Dopo la quarta corsia in Viale Miramare, ecco spuntare i tapis roulant pedonali all'interno della galleria, ma per favore avevamo
lo spazio enorme della ex fiera di Trieste, abbiamo lo spazio enorme dell'ormai ex mercato ortofrutticolo all'ingrosso, basta entrare per vedere che praticamente non esiste più. A detta dello stesso sindaco, il privato fa i suoi interessi e questa giunta cosa fa? Continua a svendere i gioielli della nostra città al privato, ma non si era detto che le autovetture non devono entrare nel centro cittadino? Se oggi posassimo la prima pietra per questa nuova genialata, ci vorrebbero almeno 5 anni per vedere la prima autovettura parcheggiata. Per mozione d'ordine chiedo la chiusura di questa idea e poi tutti a casa a mangiare la pasta asciutta, scrive un altro telespettatore. Quindi diciamo che da un punto di vista di progetti c'è chi lo vede come un investimento del futuro, logicamente stringendo i denti, perché quando si intende intervenire in maniera massiccia su un'opera, che sia una corsia, che sia un nuovo parcheggio, che sia Porto Vecchio, c'è un tempo di cantiere che crea dei disagi. Allora, noi, ripeto, non dobbiamo pensare a una soluzione facile, immediata e vecchia, perché altrimenti non facciamo il bene per Trieste. Il fatto che ci siano tante idee è positivo. Ripeto, se volessimo una città ferma, bloccata, congelata, sarebbe una città che piano piano è destinata a un declino. Noi vogliamo una Trieste che sia destinata ad una crescita, a esistere nel tempo e vedere magari i miei nipoti, pensare di poter avere dei nipoti che vivono a Trieste, che vivono bene in questa città, e che sia grazie anche alle idee che abbiamo messo in piedi oggi e che vedranno realizzarsi. Ci vogliono dei tempi. Il privato non è il mare assoluto, il privato lo puoi imbrigliare con delle scelte, come sono state fatte le scelte su Porto Vecchio, con il project financing, che imbriglia molto il privato, gli mette dei paletti molto forti. Esempio banale è quello del trasferimento della proprietà di determinati luoghi solo nel momento in cui finirà i lavori pubblici, quindi lui potrà lavorare ma non avrà mai il trasferimento dell'opera e quindi non potrà trasferirla a sua volta. O il Palazzo Carciotti che abbiamo visto, già adesso iniziano ad esserci le impalcature da parte di Generali, e lì ci fu una doppia intuizione di questa amministrazione, sia che Generali avrebbe investito un sacco di soldi nella città creando valore e creando un hub così innovativo, sia una scelta ben chiara di Generali nel comprarlo. Quando ha corso a gara ha detto anche un'altra cosa alla città: noi vogliamo restare qui, che non è banale. Cioè, alcuni la leggono in un'altra maniera in realtà. Cioè, come per dire, vi diamo contentino. Esatto, compro Palazzo Carciotti, e me ne vo. Do un investimento, tante grazie e magari ci rivediamo domani, sempre con questo hub, però il corporate lo trasferisco a Milano. Invece io credo che sia la visione proprio inversa, anche perché Generali ha avuto un legame forte con la città e, come si dice, gli investitori non credo che vedrebbero bene un trasferimento. Era più una questione di collegamenti, se non ricordo male, no? Cioè che Trieste, visto che c'è la presidenza, era più scomoda da raggiungere, invece Milano è molto più dinamica allo stesso tempo, questo però, profilo. No? Oggi Trieste sta vedendo una crescita dei collegamenti, sta vedendo questo aumento, e più grande sarà la richiesta turistica, più ci saranno collegamenti, perché la domanda crea offerta. Era più la ferrovia le leggi, il nodo, esatto, no, le leggi di mercato vengono rispettate, poi la legge della domanda e dell'offerta, e quindi verrà aumentata, e quindi Generali avrà ancora più voglia di investire in questa città, di mantenere qui la sua sede, di mantenere qui posti di lavoro e futuro, anche perché Milano, diciamolo pure, sta diventando sempre più soffocante, molte persone stanno scappando da quella città, che è una città che anch'io sono andato a vedere, ha delle parti molto belle, ha delle parti ben curate, però anche altre parti dove è veramente complicato e difficile vivere. Anche costoso. Esatto, abbiamo visto che il divario
tra City Life e il quartiere più lontano, il divario reddituale è di più di 60.000 euro, cioè City Life si vive con 91.000 euro l'anno, dall'altra parte con 19.000 euro l'anno. Cioè, è una città che ha la sua distonia e quindi credo che sempre vedendo la direzione che stanno prendendo le grandi aziende, che è quella del benessere dei propri dipendenti, Trieste sia una città a misura d'uomo. Cioè Trieste è una città che non è una grande città, ma si comporta come tale, perché abbiamo grandi servizi, abbiamo le dinamiche di quello che può essere un paese molte volte. Un po' provinciale in certi aspetti. Per certi aspetti sì, ci vediamo in questo modo, però grazie anche alla visione che stiamo dando alla città, è una città che può sognare, può andare avanti e può crescere. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Paolo qui. Due temi, uno diciamo regionale, l'altro più internazionale. No? Allora, intanto il discorso della sanità che diciamo è sempre presente sulle testate e i giornali locali. Cioè è evidente che abbiamo la difficoltà e c'è un imbottigliamento di quello che riguarda i servizi forniti ai cittadini, perché dobbiamo renderci conto che comunque essendosi allargato l'Europa, chiamiamola, adesso abbiamo la Slovenia, poi abbiamo la Croazia, poi andiamo più in là, abbiamo la Bulgaria, cioè è ovvio che questi pazienti, sapendo che c'è un'eccellenza in Europa e soprattutto in Italia, è chiaro che vengono qui ed è chiaro che noi come cittadini dobbiamo sopportare questo diciamo addensamento di presenze, perché se uno va al pronto soccorso per caso trova 20-30 persone che magari sono lì perché hanno fatto un taglio al dito, per cui non sono neanche diciamo così preparate o non hanno neanche il medico di famiglia, perché sono chiaramente degli arrivati, degli immigrati, delle persone che sono fuori dal nostro sistema sociale, per cui è chiaro che la difficoltà è questa piuttosto che dire non ci sono i salari o questi aspetti. L'importante, cioè noi diminuiamo comunque sempre il sistema sanitario facendo un ospedale unico, per esempio quello di Udine o per esempio quello di Trieste, e ci troviamo ad essere ingolfati, per cui questo è l'argomento che va visto al di là di quelle che possono essere poi tutte le varie diciamo misure che si porta. Un aspetto, questo è un argomento che secondo me andrebbe approfondito, perché evidentemente abbiamo un numero di immigrati che non siano benvenuti, che però creano massa e questa massa crea difficoltà. Uno. Secondo, vorrei ricordare che durante il periodo fascista gli ebrei furono perseguitati per questioni, chiamiamole, culturali o quello che volete. Oggi come oggi vediamo questo sorgere di questo antisemitismo, che posso capire perché c'è la guerra di Gaza, perché ci sono 50.000 morti, ma è una guerra, non è una presa, una rivoluzione, un momento, è una guerra, per cui evidentemente è chiaro che ci sono i morti da una parte e coloro che devono difendere la loro patria, perché tutto è iniziato col 7 ottobre e nessuno li ha chiamati a venire a trucidare gli ebrei a casa loro. E aggiungerò, e poi finisco, che se noi possiamo oggi passare con le navi nel Mar Rosso, non lo facciamo perché ci sono gli italiani, i francesi, i tedeschi, lo facciamo perché sono gli americani e perché ci sono gli israeliani. Vero. Perché gli Houthi finanziati dall'Iran non fanno altro che creare caos, creare guerra. Certo. Per cui ricordiamoci questo, che è inutile fare gli antisemitisti, cioè ho capito, uno è pro-Pal, quello che volete, ma non vedo nessuno che manda lo stipendio in Palestina o che crea un fondo, perché giustamente come hanno detto i cinesi, voi parlate tanto di democrazia, però chi è sul fronte del pro-Pal? Della guerra di Gaza? Chi è? Nessuno. Gli europei non ci sono a fare accordi di pace. Ci sono gli americani, gli ebrei e gli israeliani, che gli europei non ci sono. Come mai? Arrivano dopo, quando arriva Trump, anche noi vogliamo essere in mezzo. Fatelo adesso, andate a parlare adesso in Oman, con l'Arabia Saudita, andate a parlare adesso. Ecco, per cui cerchiamo di ricordarci questo, non cerchiamo di tornare a prendere l'altra ondata antisemitista, perché chiaramente questo è già successo e non dovrebbe tornare a succedere,
perché gli ebrei sono un popolo che comunque va rispettato. Ecco, grazie, buongiorno. Grazie, no, un'analisi piuttosto articolata. Molto articolata e che mi dà uno spunto di stampa. Fino adesso ho fatto il consigliere comunale, magari adesso faccio più politica e credo che la persona abbia ragione. Dobbiamo capire chi è il nemico e chi è l'alleato. L'Occidente deve restare unito per le sfide del futuro. Abbiamo visto in queste ore proprio l'attacco dell'India al Pakistan, siccome non mancava un po' di maretta sul mondo, ci voleva che l'India attaccasse in maniera massiccia al Pakistan. Oltre a questa facile battuta su una tragedia che è quella della guerra, siamo una specie molto belligerante, però è vero, se possiamo passare sul Mar Rosso, anche di notizie di questi giorni è l'accordo con gli Houthi da parte degli americani, che li hanno messi sotto forte pressione militare, perché politica militare e politica estera molte volte vanno a braccetto. L'Italia era nel 2018 un paese impegnato in 152 conflitti, mi pare, una roba del genere. Cioè noi avevamo forze dispiegate sul pianeta in 152 conflitti. Questo è un dato vetusto, ma secondo me oggi più o meno saremo sulle stesse cifre, avremo lo stesso impegno di stampo internazionale. Lavorare per la pace deve essere un impegno di tutti e io sono pro pace e allo stesso tempo la pace la fai potendoti difendere. Immagino la povera Ucraina che è stata attaccata in maniera massiccia dalla Russia e ha resistito solo grazie al nostro intervento, l'intervento dell'Occidente, altrimenti sarebbe capitolata in pochi giorni probabilmente, e ha potuto difendere, ha potuto mantenere la sua libertà solo grazie al nostro intervento. E se noi oggi facciamo dei progetti di riarmo, molti mi dicono ma spendiamo in armi, non spendiamo in scuola. Per poter spendere in futuro in scuola oggi dobbiamo spendere nella difesa, non nell'aggressione. Sia ben chiaro, non dobbiamo aggredire nessuno, tutti siamo umani, tutti dovremo avere lo scopo comune di crescita e ricerca assieme. Ricordo sempre la visione di Silvio Berlusconi quando unì le mani del presidente Putin e del presidente Bush proprio in Italia, quando le due superpotenze erano più vicine, il mondo aveva una crescita, un'espansione, perché c'era un clima disteso del pianeta senza tensioni e senza prevaricazioni troppo elevate. La Russia va trattata come una superpotenza. Lo dico sempre, il popolo russo non è un nemico. Essere un nemico è il totalitarismo. Io sono fortemente antitotalitarista e sono sempre a favore della democrazia. Preferisco una democrazia imperfetta a un totalitarismo perfetto e questo è una visione magari romantica del mondo, ma preferisco sempre la democrazia, la libertà, la possibilità di dire quello che penso in ogni momento. E questa libertà rischiamo di perderla, è una libertà che abbiamo conquistato. Se si legge il libro Il giurista e l'eretico, che non so se sia stato pubblicato, me l'aveva dato in anteprima un professore dell'Università di Trieste, bravissimo. Ho amato leggere quel libro che mi era stato dato, lo dava ai suoi studenti apposta per far capire quanto la libertà di parola, la libertà di espressione sia stata conquistata con fatica, con morte, con veramente... Mario Fiorentini. Esatto, lui. È stato mio professore, con piacere lo ricordo queste lezioni su questo libro. Questo libro proprio fa traccia nel periodo medievale post-romano come si è arrivati alla libertà di espressione ed è stata una cosa difficilissima, e se oggi io posso essere qui a parlare è grazie a quella libertà.
a quella libertà che abbiamo conquistato e che dobbiamo mantenere. La stessa libertà di Israele di esistere, se gli altri smettono di combattere hanno la pace, se Israele smette di combattere ha l'estinzione. È un dato di fatto e soprattutto io ricordo un cartello che mi ha colpito in una delle tante manifestazioni per Israele: la libertà dell'Occidente si difende sotto le mura di Gerusalemme. Era un cartello che proprio mi ha colpito, mi è rimasto negli occhi, e l'aveva alzato un giovane ragazzo e proprio mi è rimasto in mente, e io voglio garantire e difendere questa libertà con ogni mezzo possibile e necessario. Diciamo che sarebbe auspicabile però avere la pace, avere diplomazie che lavorano, avere non le bombe che risuonano, i morti, i feriti, ma avere altri sistemi che possiamo, magari noi che abbiamo conosciuto una guerra interna, esportare, perché l'Europa è frutto di una guerra. La seconda guerra mondiale ha portato l'Europa poi a doversi unire per garantire la pace all'interno dei nostri confini, e arriviamo dopo semplicemente perché siamo dei paesi disallineati, non siamo dei paesi uniti con una politica comune. Abbiamo 28 politiche diverse e già siamo arrivati a un sistema molto integrato dove i 27 paesi lavorano insieme per costruire un bene comune, e questo ci rende una superpotenza. E se ci uniremo ancora di più, senza diktat burocratici, non voglio l'Europa dei burocrati, voglio l'Europa dei popoli, però se riusciamo ad ottenere ricerca assieme, sviluppo assieme, tecnologie, di sicuro potremo progredire assieme e far progredire il mondo di tanto. Grazie a Mirko Martini, consigliere comunale della Civica Idea Giuliana, che è stato con noi fino ad adesso dalle 8. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata, è stato un piacere essere qui, grazie ancora. Ci fermiamo per la pubblicità, ci rivedremo tra poco. Delle gallerie le avete date solo voi. Ben ritrovato, siamo già in diretta con il dottor Dino Cafagna e ben ritrovati tutti i telespettatori. Dino Cafagna, esperto di storia e cultura terzina, che torna a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, come io le avevo anticipato, abbiamo questa novità che è emersa in questi giorni riguardo alle gallerie, magari tra poco ne parliamo. Prima però vedo Gianluca Paladin pronto per il collegamento. Quindi diamo la linea al collega che si trova in compagnia della delegazione della sezione di Trieste degli Alpini. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a voi, grazie della linea e ovviamente grazie agli Alpini di Trieste, la sezione di Trieste che ci ha ospitato ancora una volta qui nella loro sede in via della Geppa, tutti pronti per andare a Biella e festeggiare la 96esima adunata nazionale. Adesso ne parleremo con loro. Allora io a fianco ho Mauro De Petroni, vicepresidente, uno dei vicepresidenti ANA di Trieste, Franco Klammer, segretario e anche membro del coro. Vicepresidente. Qui abbiamo anche il vessillo, siamo pronti per andare a Biella, partenza venerdì, e che weekend vi aspetta? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti quanti e grazie per l'ospitalità che ci date per la vostra trasmissione. E siamo tutti pronti. Sarà un viaggio impegnativo perché Trieste e Biella naturalmente ha una distanza particolare e di conseguenza anche la nostra sezione si è articolata in più scaglioni per raggiungere la bellissima città di Biella. E siamo pronti, ne stiamo parlando da diverse settimane e cercheremo di fare una bella figura, anche perché quest'anno c'è la novità della maglietta. Questa maglietta che è stata predisposta da Promo Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo. E anche marchio, io sono Friuli Venezia Giulia, quindi insomma. Da quest'anno le sezioni del Friuli Venezia Giulia, ognuna avrà una maglietta con la promozione della regione, un colore diverso, e noi avremo l'onore di aprire proprio la sfilata del Friuli Venezia Giulia, saremo la prima sezione
e saremo i più presi di mira per questa novità in particolare. Ecco. La sfilata, come abbiamo detto, partirà alla fine della mattinata, attorno alle 10:30, 11, però ci teniamo sempre flessibili in quanto gli orari di partenza sono particolarmente influenzati anche dalla cadenza delle sezioni precedenti. Vogliamo ricordare due cose. Vogliamo ricordare innanzitutto che c'è nella città di Biella l'ospitalità di Marco Fulcheri, che è il presidente della sezione, e poi la presenza non indifferente del generale Risi, che è triestino e che sicuramente verrà a salutarci nonostante gli impegni, diciamo, di natura formale. Ecco, oggi abbiamo qui tra di noi una bella rappresentanza della nostra sezione, le persone che sono riuscite a venire questa mattina, per cui è giusto anche dare a loro un po' di spazio se vogliono dare qualche contributo a questa va bene? Assolutamente, e anche perché non c'è solo la sfilata. Interruzione tecnica, vediamo se recuperiamo. No, sembra che sia saltato il addirittura collegamento. domani verrà presentata una conferenza sempre a Biella. Continuano a esserci problemi. Allora Gianluca, se sei in ascolto, sappi che ci sono delle intervalli in cui non vi sentiamo. Ecco. Vabbè. Riportato qui sull'Alpino, che è il nostro mensile non della sezione ma proprio dell'Associazione Nazionale Alpini, e c'è un calendario abbastanza fisso di appuntamenti nei quali cercheremo di essere presenti. Ufficialmente la sezione di Trieste sarà presente, poi gradualmente confluiranno tutti quelli che arriveranno da Trieste a partecipare alla nostra Kermesse, va bene? Franco Klamert, anche membro del coro oltre al segretario, ci siete anche voi giustamente, c'è anche il coro che è sempre presente. No, stavolta no. Stavolta no? No, stavolta no, un po' perché la distanza e quindi un viaggio breve, di breve durata era difficile, una trasferta era difficile farlo, ci sono i nostri colleghi che avevano impegni di lavoro professionali eccetera, per cui eravamo un po' ridotto come numero, per cui si è preferito non fare, perché il nostro cappello e il nostro stemma ci impone di far bella figura. Se non siamo in grado di farla, preferiamo non fare nulla e rimandare. Vedremo di fare qualcosa magari prossimamente per anche ricordare comunque questa adunata solitamente. Quindi anche per la cittadinanza di Trieste trovare qualche modo di ricordare questo evento che per noi è magari. Combineremo in qualche maniera, sicuramente. In ogni caso la presenza a Biella è d'obbligo, ovviamente, siete emozionati, i valori che gli alpini portano anche sono molto importanti. Esatto, sì, perché tanti la vedono come una festa, in realtà è una festa ma cui si unisce anche tanto valore, tanto significato di ideali storici e di ricordo anche per quelli che sono i nostri alpini caduti in guerra, quelli che sono i ricordi storici di questa nostra associazione. Alpini che sono famosi per dare sempre una mano, aiutare in tutti i periodi della storia, essere in prima linea per salvare le persone, ma contribuire anche a ricostruire. Beh, infatti uno dei nostri fiori all'occhiello è proprio la protezione civile, non solo quelli di Trieste, perché siamo tutto sommato in pochi, ma tutta la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è sempre attiva in tutti i campi, con tutte le specialità, dalla parte sanitaria ai squadre cinofili con varie specializzazioni, noi abbiamo i cucinieri anche, per dire, perché ogni reparto, ogni sezione ha dei propri incarichi ben definiti e quindi siamo operativi al 100% in qualsiasi situazione, quello che serve. Ultima parola con le penne nere, prima di cedere la linea, con Fabio Ortolani, presidente, vengo io da lei, presidente emerito, presidente decano, come la chiama?
Altro problema tecnico che ci impedisce di proseguire, di chiudere questo collegamento. Allora, visto che siamo anche a ridosso della pubblicità, casomai il collega, se sarà pronto, si sistema per eventualmente chiudere con l'ultimo intervistato. Dottor Cafagna, intanto lei è stato spettatore di questa preparazione per la donata degli Alpini di Biella. Noi invece affronteremo temi diversi che hanno a che fare con la città. In mostra il suo libro Trieste Curiosa, come abbiamo già scoperto insomma, nel corso di questi mesi, a partire da dicembre, quando poi è stato forse il clou, no? Del momento in cui è stato pubblicato e venduto. E nella prima foto c'è un richiamo all'attualità, quella galleria che si trova sotto Viale D'Annunzio. Via Molino Vento, Viale D'Annunzio, Largo Sonnino, che ieri è stata oggetto di una proposta, un'idea progettuale del sindaco di Piazza su un collegamento viabilistico e anche di parcheggi. Però a quella galleria che cosa serve e come nasce? Beh sì, abbiamo fortuna che l'ho scritto, questo argomento l'ho scritto sul mio libro, che si rifà appunto a queste gallerie antiaeree. Ecco, si rifà ovviamente alla seconda guerra mondiale, si è pensato in un primo momento che Trieste fosse risparmiata dal bombardamento, ecco, perché non era importante nel quadro complessivo, ecco. Ma anche Trieste alla fine è stata bombardata e molti rifugi sono stati preparati per eventualmente questa evenienza. Questo è un rifugio che va appunto da Viale D'Annunzio e arriva fino alla Galleria di San Vito. Questo soltanto per mostrare dove è localizzata, no? Abbiamo tutti in mente dove sia, è vicino anche alla pompa di benzina. Andiamo avanti, è una galleria che ormai è trascurata. Questa è una bella fotografia, se possiamo un po' ingrandirla, ecco, però, dove si mostra l'inizio dei lavori, ecco, sopra è via Molino Vento. Ecco, questa è una fotografia che ricorda come prima non c'era niente e poi si è stata costruita questa galleria per arrivare appunto a quella di San Vito, come abbiamo detto prima. Che Andiamo anni avanti. siamo qua? Che anni siamo qui? A 43. 1943 si comincia a scavare, ma un po' dappertutto, e quindi si può vedere un po' l'inizio storico della galleria. Vediamo la prossima. La galleria adesso come adesso poi è stata abbandonata, perché finita la guerra mondiale è stata abbandonata, è diventata una situazione tragica, drammatica, ecco, per cui il nostro sindaco dovrà lavorare molto per portare avanti questo progetto, che è interessante perché servirebbe per far sì che la popolazione attraversi la città senza automobili. Ecco, questo è un processo, un passaggio pedonale in qualche modo, però come vedete è una situazione drammatica perché questa galleria è stata abbandonata, quindi abbiamo delle grandi infiltrazioni d'acqua, che è il problema di tutte le gallerie in verità, tanto che è vero che non si vede o si intravede che ci sono delle vere e proprie pozzanghere o quasi laghetti che rendono impossibile camminarci, insomma. E soprattutto poi ci sono scarafaggi, ci sono topi, c'è una sporcizia dappertutto. È stato usato anche purtroppo come discarica, come vediamo, dalla popolazione, quindi è un lavoro che sarà interessante, ma dovrà essere molto lungo, molto costoso e ben organizzato, soprattutto per quanto riguarda queste infiltrazioni, che purtroppo ci sono perfino in fondo delle stalattiti per indicare come il tempo sia passato molto tempo, come l'acqua da tanto tempo è riuscita perfino a formare queste stalattiti, che sottolineano anche la presenza di calcio nelle nostre acque. Ecco. Andiamo pure avanti. C'è un argomento che è interessante, appunto messo un po' sul libro, che questa galleria è servita in qualche modo come garage. Ecco, dobbiamo ricordare come fino all'inizio del Novecento le bare venivano portate al cimitero con le carrozze ovviamente ipotrainate, cioè trainate da cavalli. Ecco, alcune di queste non essendo utilizzate, siamo ormai già nel 1950, a metà del Novecento, essendo ormai tutto motorizzato, cioè al cimitero si andava con mezzi automobilistici in qualche modo, ecco, e queste carrozze vengono salvate, vengono momentaneamente salvate in questa galleria e abbandonate e dimenticate. Sono delle carrozze che qui vediamo ancora bene, adesso sono proprio distrutte, sono molto interessanti, molto belle, ecco, perché sono cesellate, dovete immaginare anche dei vetri, eccetera, e sono servite, tra l'altro, per esempio per la morte di Francesco Ferdinando abbiamo una carrozza simile, ecco, che viene salvata. Purtroppo queste carrozze in legno e in ferro sono state dimenticate e quindi l'umidità, il microclima hanno distrutto il materiale ligneo e anche ormai stanno distruggendo anche quello ferruginoso, nel senso che siamo andati incontro a delle ruggine che ha distrutto. Vediamo la prossima.
Questa è come sono ridotte fin poco tempo fa, perché adesso sono ancora più peggiorate, ecco, le varie carrozze che viceversa erano molto importanti. Vediamo un po' la prossima, se mi ricordo. Ecco, questa è la carrozza che siamo riusciti, grazie al delinquenza, a salvarlo, lo troviamo nel suo museo. Ecco, erano così bellissime. Una di queste ha trasportato appunto il corpo di Francesco Ferdinando. Si pensa perfino che sia stata una di queste, ma non abbiamo la certezza. E quindi ha questa curiosità che queste per una certa trascuratezza, perché si poteva salvarle, si poteva mettere in un museo, avremmo avuto questa bellezza, perché indubbiamente è una carrozza stupenda, meravigliosa, se avrebbe potuto salvarla, ma evidentemente ci si è dimenticati, evidentemente non si dava molto peso, adesso abbiamo dei ruderi in definitiva. Ecco. Vediamo ancora la prossima. Sì, quando si parla di galleria antiaerea bisogna sottolineare che ci vogliono molte cose, ecco, per esempio ci vogliono le latrine, ci vuole l'acqua, ci vuole la luce in qualche modo, ma anche la reazione, ecco, è importante la reazione, perché queste migliaia di persone che sono così rinchiuse in un ambiente chiuso, alla fine manca l'ossigeno, manca l'aria in definitiva, e quindi dobbiamo pensare, ecco, questi a metà del percorso noi troviamo delle tubature, dei pozzi di reazione che permettono all'aria di recuperare, cioè l'aria in alto, e di portarla nella galleria, e quindi portare dell'aria pura, dell'aria fresca, dell'aria ossigenata. Vediamo la prossima. Dove arrivano questi pozzi di areazione? Arrivano a Piazza Pueche. Quello che noi troviamo in Piazza Pueche, quella sorta di cono in cemento armato che voleva semplicemente difendere l'uscita di questi pozzi di areazione, lo troviamo proprio qui. Quindi diremo che questo pozzo non c'entra niente con la piazza, non ha niente a che fare, ma ha a che fare con diremo così, e quindi questo sarà anche un problema che il nostro sindaco dovrà vedere, ecco, che ci sia una buona areazione, ecco, di questa galleria. Ecco. Vediamo ancora avanti. La galleria però alla fine finisce, ecco, è stata murata, è stata chiusa, e quindi oggi come oggi innanzitutto è chiusa, ovviamente è inutilizzabile, viene aperta qualche volta per qualche diremo così qualche voglia di mostrare appunto come era una volta questa galleria, ma è ovviamente distrutta. L'abbiamo chiusa. Vediamo la prossima. Una volta però, questa siamo sulla galleria di San Vito, vediamo quel posticino nero, quella porticina nera a sinistra, era ancora aperta. Ecco. Oggi è stata chiusa del materiale così metallico, è stato chiuso, ecco, però una fotografia, vecchia fotografia degli anni 50 ci mostra dove sfocia e dove sfocerà. Ecco. Siamo quasi all'entrata della piazza Sansovino, e quindi si può capire come ci sia una grossa utilità nell'idea del sindaco di utilizzare, però come abbiamo visto non sarà una cosa facile, ci vorrà molto tempo, ci vorrà molto materiale, ci vorrà molti soldi e soprattutto una buona progettazione. Vediamo un po' la prossima. Un'altra galleria che, se non sbaglio, sarà utilizzata è quella del Teatro Romano, no? Che si parla. Ecco. Quindi qui abbiamo una fotografia del 1950 dove prima della costruzione del Palazzo Inail, che oggi c'era uno spiazzo, ecco, che gli alleati li hanno utilizzato per far giocare i ragazzi. C'erano delle altalene, c'erano degli scivoli, e quindi questa è una zona che era stata messa per i poveri ragazzi che avevano avuto durante la guerra soltanto miseria e sofferenza. Hanno creato questo parco giochi, con soltanto la freccia evidenzia dove è stata costruito, anche qui nel periodo della guerra è stato costruito questa via del teatro, questa galleria del Teatro Romano, che voleva, vista la vicinanza col municipio e con gli altri uffici pubblici, voleva proprio essere di protezione per per i lavoratori del municipio e così via. Ecco, quindi qui entravano e si salvavano. È una galleria molto lunga che è stata poi resa pedonale subito dopo la guerra, ma anche questa con l'infiltrazione, con la sporcizia, con i topi e anche con dei personaggi strani che che passavano, è stata in qualche modo chiusa, ecco, perché è un po' pericolosa. Vediamo se abbiamo qualche fotografia. Beh sì, ecco, adesso questo è il Palazzo dell'Ila e in fondo riusciamo ancora a vedere l'entrata, che è stata sbarrata ovviamente, di questa galleria del Teatro Romano. Vediamo ancora la prossima. Ecco, questa è l'inaugurazione, cioè la galleria è stata poi ritrasformata in una galleria di passaggio. Ecco, qui abbiamo 1961 il vescovo che inaugura la galleria come una galleria di passaggio, galleria pedonale in qualche modo, ecco, che è durata fino a, mi pare, anzi sicuro verso i primi anni 80, ecco, poi è stata chiusa per tutti questi problemi, ripeto, ecco, l'oscurità, la sporcizia, la pericolosità e così via. Dobbiamo andare in pubblicità, siamo un po' in ritardo, ci fermiamo brevemente, ritorneremo tra poco.
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del dottor Dino Cafagna, che ci mostra anche quelle che sono le... Sì, ho voluto mettere su una percorrenze, cartina l'argomento che abbiamo trattato oggi. Ecco. La prima S in alto è la Galleria Sandrinelli, ecco, che va da Piazza Goldoni, come sappiamo, Goldoni, come sappiamo, a Piazza Sansovino. Vediamo la foto anche dalle immagini, così facciamo vedere. Ecco, grazie. Prego Cafagna. Sì, la prima S sarebbe la Galleria Sandrinelli, no? Sopra abbiamo la piazza Goldoni e sotto arriva fino a piazza Sansovino. Quella linea blu sarebbe la la galleria, scusate, del Teatro Romano. Ecco. Quello che è interessante tra la parola R e l'inizio è quella piccola sragnatela, in qualche modo, quella è il rifugio costruito apposta per i lavoratori, ecco quello là, bravo, per i lavoratori del municipio. Ecco. Quindi all'entrata della galleria del Teatro Romano c'era appunto il rifugio Teatro Romano, che doveva appunto servire per... Il rifugio significa un posto dove c'era una latrina, dove c'era dell'acqua, dove c'era della luce, dove poter vivere qualche ora, ecco, con un minimo di comfort. Ecco. Andiamo pure avanti come prima, e poi c'è la seconda galleria, è quella gialla che abbiamo detto prima, è quella di Viale D'Annunzio, che arriva fino al San Vito, che subito dopo sbocca nella piazza Sansovino. Quindi queste due gallerie sono molto interessanti, perché se sfruttate potrebbero veramente ridurre il traffico, si potrebbe praticamente camminare a piedi per molte strade, ecco, molte strade senza usare la macchina. Però, come vedo, è un progetto molto complesso, ecco, perché tra le infiltrazioni, la sporcizia, e poi mettiamoci anche che prima o dopo ci saranno i writer, i soliti distruttori in qualche modo, quindi sporcheranno, ma insomma, però l'idea a me piace, ecco, la trovo molto interessante. Vediamo ancora la prossima, se mi ricordo cos'è. Un attimo, perché qua mi sta Niente di grave. chiuso la foto. Allora, eravamo qua. No, allora un attimo. Si blocca? Si blocca, ma solo perché evidentemente questa la dobbiamo aprire con un altro tipo di formato. Va bene, adesso la recuperiamo, vediamo così. Ecco qua. Va bene. Passiamo ad altro, però. Ma passiamo ad altro. Vabbè, questa abbiamo raccontato un pochino sulle gallerie, ecco, che è un argomento interessante da sviluppare, perché sarebbero se no abbandonate, ecco, no? Si stanno, come vedevo, andando in sfacelo in definitiva, ecco, perché tutto stanno crollando anche dei mattoni e così via. Vabbè, questo che voglio portare è una storia molto interessante, che ha elettrizzato l'interesse dell'intera città e dell'intera regione, di tutta questa regione, riguardo a un fatto molto importante, l'avvento di Buffalo Bill a Trieste. Siamo nel maggio 1906 e diciamo subito una cosa, ecco, che noi le battaglie tra indiani e i cowboy le conosciamo bene, noi tra virgolette giovani e meno giovani, nel senso che abbiamo visto dei film, abbiamo visto dei film raccontati alla TV, abbiamo visto sui giornaletti, conosciamo tutto, ma nel 1906 tutte queste cose, televisione, cinema, eccetera, non esistevano. Ecco, il cinema, pensate, nel 1906 il film che durava più a lungo era un film che durava 15 minuti, quindi un granché, e quindi si sapeva di questa epopea, di questa lotta tra cowboy e indiani dalle voci e in qualche modo da qualche articolo scritto dal giornale. Ecco. Per cui vedere per la prima volta non solo questo fenomeno a Trieste, ma anche i veri indiani, perché come vedremo fra poco, ecco, lui si portava dietro qualcosa come 1500 maestranze, cioè tra cowboy, indiani e altri personaggi, si portava dentro questo circolo che lui aveva fatto. Ma chi era tra l'altro Buffalo Bill? No, Buffalo Bill era, innanzitutto, ha fatto tante cose, ecco, era un cowboy che lavorava come, diremo così, per l'esercito statunitense in quei territori che allora erano desolati e soprattutto gestiti dagli indiani. Ecco. Poi è passato come dipendente delle ferrovie, e per le ferrovie è stato incaricato come cowboy, come chi spara, di uccidere dei bufali per portare da mangiare, per portare della carne, in definitiva, ai lavoratori numerosissimi che dovevano costruire la ferrovia che andava dal Pacifico all'altro oceano, quindi una struttura molto gigantesca che richiedeva migliaia di persone, ma che avevano bisogno anche di acqua, di mangiare e di carne. Lui era incaricato, ecco. La sua fama però deriva dal fatto che lui in una sola giornata riuscì a uccidere 132 bufali, che è un qualcosa di enorme, che nessuno ha mai pareggiato. Ecco. Da qui la sua fama di cowboy eccelso, di grande, diremo così, chi sa sparare molto
molto bene col fucile, e quindi da qui è nata la sua fama che lui poi ha sfruttato alla fine cercando di, mettendo su un circolo appunto che si intitolava appunto Buffalo Bill, il Wild West, cioè l'Ovest selvaggio che lui aveva organizzato. C'erano molti cowboy veri, soprattutto indiani veri, ecco, quindi qui non c'erano comparse come nei cinema che sono delle persone qualsiasi raccolte, erano veri e propri indiani che erano stati da lui utilizzati. Qualcosa come 1500 facevano parte di questa struttura. A Trieste lui arriva nel maggio del 1906, arriva da Udine con tanti scompartimenti che devono portare tutte queste persone. Pensate, 1500 sì uomini, ma anche 500 cavalli e tutte le persone che avevano bisogno per costruire questo circo. Arriva a Trieste e sbarca nella stazione, allora chiamata Meridionale, arriva, quindi segue via Geppa, via Carducci, la via Battisti, che allora non si chiamava ancora Battisti, la via Rossetti, ecco, e arriva fino alla fine, fino a Montebello, in verità dove oggi ci sono le caserme di Vittorio Emanuele III, ecco, quelle caserme che verranno trasferite fra poco, trasformate. Allora quella zona era una zona, ovviamente, parliamo dell'inizio del Novecento, periferica, c'erano soltanto dei terreni liberi, ecco, questo terreno del comune fu messo a sua disposizione e lui edificò lì il suo circo, ecco. Quindi dovete immaginare l'entusiasmo, la meraviglia, lo stupore dei triestini di vedere per passare per Trieste i veri indiani, i veri cowboy, ecco, che fino a quel momento avevano soltanto sentito, ecco, non visto, perché ripeto, cinema e televisione allora non c'erano. Quindi fu una sorta di, se vogliamo, shock, se vogliamo, di figura impressionante, ecco, che vedere tutte queste figure, 1500 persone a cavallo che in qualche modo attraversavano la città, aveva un significato ovviamente di pubblicità, no? Perché il nostro Buffalo Bill era tutto meno che un fessacchiotto, era una persona intelligente, sapeva come sfruttare la situazione. Tra l'altro ebbe un enorme successo con questo circo in America prima e poi anche in Europa, ecco. Dovete capire che Trieste è stata scelta perché Trieste era al centro di varie popolazioni slave, austriache e italiane, tanto è vero che non fu un fenomeno solo legato a Trieste, ecco, ma richiamò tante persone dalla Jugoslavia, dall'Austria e dall'Italia che si concentrarono. Potete capire che mantenere 1500 persone non è una cosa da poco, ci vuole una grande organizzazione, ma soprattutto grandi costi, ecco. Qui si parla di 1000 chili di pane, 1000 litri di liquidi di caffè, eccetera, 350 litri di latte, la biava per i cavalli, cioè un costo enorme giornaliero, tanto è vero che il biglietto era molto costoso, quindi non era un biglietto che potevano permettersi la popolazione, che si doveva accontentare di averla vista per strada, camminare fino alla caserma appunto di Vittorio Emanuele III, allora periferia, e così via, oppure dalle alture del Montebello, come si fa oggi per la corsa dei cavalli, qualcuno poteva vedere un po' in lontananza questo fatto. Vediamo un po' avanti, questo è ovviamente Buffalo Bill, no? Con le sue caratteristiche riprese. E abbiamo problemi? No, era solo questa foto che dava paura. problemi. Okay. Vabbè, ecco, qui viene rappresentato, abbiamo alcune fotografie del 1906 che è molto, molto interessanti, che ci mostrano com'era, ecco. Il circo era ancora proprio circo, ecco. Abbiamo dei tendoni, abbiamo delle panche, però la gente era affollata. Ricorderei appunto che costava molto, quindi qui ci andarono solo un po' i signori, però la popolazione che in 3 giorni, perché qui è stato 3 giorni, che in qualche modo si adunò in questo terreno, è di 60.000 persone, ecco, quindi 60.000 persone, c'era praticamente la fila per poter entrare perché era uno spettacolo grandioso, tanto è vero che va citato perché è rimasto nella memoria dei triestini, tuttora ancora se ne parla, tuttora ancora si mostrano queste fotografie, c'è stato uno che ha scritto anche un libro e alcune cose che vedremo fra poco. Vediamo quindi alcune fotografie, ecco, la rappresentazione che lui doveva fare era quella di rappresentare le guerre tra cowboy e indiani, tra l'altro ripeto indiani veri, ecco, quindi c'era questa grande curiosità, oppure l'assalto di diligenza come in questo caso, ecco. C'erano molte rappresentazioni di guerra, ecco, non necessariamente sempre legate a cowboy e altri, perché altre volte avevamo non solo le giube rosse di canadesi, avevamo anche altri popoli, cioè la guerra in generale, ecco, fatta così e che ammaliava le persone che fino a quel momento, ricordo come cinema
fosse all'inizio, quindi era poco significativo in qualche modo, quindi questa è una presentazione dal vivo che aveva colpito e colpirà la cittadinanza triestina. Vediamo alcune altre foto. Dobbiamo andare in pubblicità, guardi dottor Cafagna, senza l'ultima, dubbio. poi andremo dritti fino alle 10, breve pausa tra poco. Siamo in diretta con Sveglia Trieste, ancora 20 minuti in vostra compagnia col dottor Dino Cafagna, torniamo sulle foto. Sì, niente, questa è un'altra rappresentazione, qua vediamo gli indiani che sono veri indiani, che sono vestiti veramente con i loro costumi e così via, quindi un po', vi ricordo appunto come è stato scritto anche un libro, vista l'importanza, la risonanza che ha avuto, anche finito tutto, per anni se ne è parlato, ecco, di questo fenomeno. Vediamo un po' la prossima ancora. Vabbè, qui abbiamo anche le giubbe rosse canadesi, perché come ho detto prima non c'era solo una rappresentazione indiani e cowboy, ma anche altre diciamo così, altre strutture militari, ecco, come queste, ecco. Ancora avanti c'era un po' di tutto, vabbè, questo mi pare sia più o meno imparentato come prima, per mostrare come qua. Beh, qui abbiamo il nostro Buffalo Bill che si fa fotografare, ancora avanti qui abbiamo l'entrata Wild West, no? L'Ovest selvaggio di Buffalo Bill, che ebbe una grande fortuna e dopo Trieste, continuò ancora avanti. Ecco. Vediamo la prossima ancora, se mi ricordo, sì, una piccola curiosità, che fu tanto diciamo così, lo stupore, la meraviglia, il fascino che questo fenomeno ha avuto, che pochi anni dopo si è aperto un cinema che si chiamava Cinema Buffalo Bill. Ecco, per chi non si ricorda, qua siamo in via Raffineria, quelle che sottolineate era una volta il cinema Buffalo Bill, che è durato 15 anni, non è durato molto, ecco, qualcuno potrebbe ancora ricordarselo. In fondo abbiamo la via D'Annunzio, ecco, per dire questo fenomeno che è rimasto nella storia, ecco, tuttora se ne parla come un fatto che ha scosso un po' la città, e soprattutto ricorderei come non è stato un fenomeno cittadino, ma è stato un fenomeno in tutta la regione, perché sono venute qui gente da lontano, come se fosse, non so, qualche personaggio, qualche grande personaggio, qualche grande cantante che non viene solo la città, ma tutto il circondario che viene a seguirlo. Vediamo un po' la prossima. Vabbè, qui la domanda che ci facciamo è: sono mai esistiti i dinosauri a Trieste? Beh, direi che è difficile pensare a dinosauri in una zona come la nostra, arida come è il Carso, dove non cresce, i dinosauri sono prevalentemente vegetariani, quindi hanno bisogno di molte piante, di acqua, di acquitrini, di isole e così via. Ecco, quindi a Trieste, se noi ci guardiamo attorno, non abbiamo nessuna struttura orografica che possa far pensare a dei dinosauri. Eppure abbiamo trovato dei dinosauri, e quindi questo è un argomento molto affascinante, perché semplicemente ci ricorda, oltre al fatto che siamo l'unica zona dove sono stati riscontrati i dinosauri, è importante perché ci racconta come anni fa, anzi come centinaia di anni fa, come milioni di anni fa, Trieste e il territorio era completamente diverso, era un ambiente tropicale, subtropicale, diverso da quello che noi pensiamo, cioè con acque, con paludi, eccetera, dove potevano pensare. Mesi fa abbiamo parlato di Isoliano, ecco, del ricovero Isoliano, dove abbiamo scoperto che ci sono delle ossa di rinoceronti, di ippopotami, di leoni, eccetera, e perfino un uomo, il primo di Neanderthal del 450 avanti Cristo, quindi il primo carsolino, il primo triestino, ecco, lo abbiamo trovato sul Carso, perché il Carso era molto diverso. E quindi parliamo oggi del dinosaurio a Trieste. Siamo nel 1984, una giovane ragazza che doveva laurearsi in geologia viene mandata a cercare delle pietre un po' preziose, originali, in quello del villaggio dei pescatori, dove c'è anche una cava, ecco, una zona un po' poco frequentata. Lei ci va, guarda queste pietre, cerca di scoprire qualcosa di interessante, sposta varie cespugli e trova un qualcosa. Ecco, questo è il dinosauro che noi andremo a parlare, ecco, ricostruito. Adesso fra poco vi mostrerò le ossa, ma grosso modo, ecco, questo è il dinosauro, grosso modo lungo 4 metri, con un becco e con delle dentature atte appunto a strappare l'erba, strappare le vegetali. Vediamo la prossima.
Ecco, lei si imbatte in questo tutto sommato non sembra un granché, ecco, sono delle ossa che non si capisce bene da dove sia, difatti anche lei non ha capito cosa siano queste ossa, ma sembrava interessanti. Chiama il suo direttore, che però anche lui non capisce niente, alla fine si rivolgono al Museo di Storia Naturale di Trieste, dove a fatica, guardando sui libri, cercando, perché non è che i dinosauri siano una cosa frequente nelle nostre parti, scoprono che questa è una zampa, le prime dita della zampa anteriore di un dinosauro, e quindi la notizia diventa importante. Ci potrebbe essere un dinosauro tra queste pietre, tra l'altro anche molto dure, che ci potrebbe essere un dinosauro in questa zona, quindi qualcosa di particolare. Ricorderei che questo dinosauro, che possiamo già chiamarlo Antonio, è l'unico dinosauro che abbiamo trovato in Italia, quindi è l'unica zona anche dove ci sono dinosauri, perché tra l'altro vedremo, come abbiamo scoperto dopo Antonio, anche altri 7-8 dinosauri, quindi è una zona interessante. Vediamo la prossima. Questo è il dinosauro Antonio, ecco, completo, però per arrivare a questo ci è voluto molto tempo. Innanzitutto, come abbiamo visto prima, la scoperta sì c'è stata, ma sono passati anni prima che ci si organizzi, ecco, perché si doveva chiedere l'autorizzazione per poterlo scavare, soldi, perché tanti soldi, si doveva utilizzare il materiale di una cava, l'istrumentazione di una cava per poter segare questa roccia che era particolarmente dura, ecco. Si usa un po' il metodo che io chiamerei un po' della polenta, no? Cioè con un filo, in questo caso un filo diamantato, un filo cioè molto resistente, che sega a mo' di appunto di torta, se vogliamo, o di polenta, a quadratini, ecco, questo distretto, ecco. Dopodiché questi quadratini vengono lavati, vengono trattati e ne esce appunto la struttura ossea come vediamo qui. È molto interessante perché Antonio, che tra l'altro è lungo 4 metri, che pesava 700 kg, eccetera, è completo, è uno dei più completi, non se ne parla in Italia, ma in Europa, completo al 95%, quindi è un qualcosa di interessante. Dicevo prima che la scoperta c'è stata, ma ci sono passati molti anni per recuperare dei soldi, tanti soldi per portarlo fuori, per avere le autorizzazioni, per mettere su questa struttura, e quindi dopo tanti anni finalmente abbiamo avuto questo risultato che è molto interessante. Vediamo un attimo la prossima. Vabbè, questo ci racconta, la presenza dei dinosauri ci racconta una cosa importantissima, che cioè noi a Trieste, nella zona di Trieste e nella periferia, non è come oggi vediamo il Carso in qualche modo, che tra l'altro, come sapete, è fatto di bicarbonato di calcio, cioè di valve di molluschi che si sono accumulati in milioni di anni. Immaginate la quantità di molluschi, e poi sono stati schiacciati, compressi dall'acqua, dall'oceano, e poi per i movimenti tellurici la Terra in qualche modo è stata spinta verso l'alto, e abbiamo formato appunto il Carso, che come sappiamo è carbonato di calcio in qualche modo, ecco. Quindi c'è una storia molto complessa, molto lunga, di milioni di anni. Questa è semplicemente la rappresentazione di qualche decina di migliaia di anni fa. Come vediamo, come l'Adriatico non esisteva, almeno da metà dell'Adriatico, da Ancona in su non esisteva, era una zona paludosa, una zona ricca d'acqua, anche di fiumi, come vediamo, in qualche modo, dove si poteva vivere, come abbiamo visto prima, anche dei rinoceronti, anche degli ippopotami, o in questo caso anche dei dinosauri. Ricorderei come i dinosauri sono scomparsi 70 milioni di anni fa, l'uomo viceversa è sulla Terra da 5 milioni. Quindi la storia dei Flintstone, cioè questi simpaticissimi cartoni animati che mettono assieme umani che vanno d'accordo, si divertono con i dinosauri, non esiste, è pura fantasia. L'uomo non ha mai visto, probabilmente fino a 100 anni fa, quando abbiamo trovato i primi scheletri, l'uomo non ha mai saputo che fossero esistiti i dinosauri. Soltanto da 100 anni a questa parte, quando si scoprono le ossa di questi animali strani, ecco, scomparsi, ecco, noi sappiamo appunto che esistono dinosauri. Tra l'altro il nostro è ancora piccolino, perché in America ci sono lunghi 12-16 metri, eccetera. Beh, Jurassic Park ce lo insegna in qualche modo, ecco. Quindi è curiosa questa associazione che l'abbiamo messo, ma non esiste, ecco. Jurassic Park ci insegna anche che riportarli in vita non è un'ottima idea, però questo è un altro discorso. Però è affascinante, ecco, perché con le tecniche moderne prendere il DNA inglobato in qualche resina e così via, e riprovare a costruirlo, potrebbe essere interessante, affascinante. Ormai la scienza non ha più limiti, ecco, potrebbe essere interessante. Ovviamente sarà un animale un po' zoppicante, ecco, no? come la pecora Dolly, eccetera, che era piena di malattie e di difetti e non è durata molto, però è un mondo interessante. Vedremo dove si spingerà la scienza. Scienza. Abbiamo detto appunto 70 milioni di anni fa è nato, e tra l'altro
sono scomparsi, secondo le teorie, da una teoria gigante che ha colpito la Terra e ha provocato un terremoto vastissimo, un maremoto ancora più vasto e soprattutto una nube di polvere che ha coperto l'intero globo in modo tale da non far penetrare la luce del sole, e quindi le piante sono morte a causa di questo oscuramento che è durato 1 o 2 anni. Morte le piante, sono morti anche i dinosauri, questi animali enormi in qualche modo. Ecco. Questo ci fa riflettere che in verità questa meteorite potrebbe ancora ritornare, ovviamente non la stessa, nel senso che ci potrebbe essere una meteorite più grossa del solito. Voi sapete che le meteoriti vengono distrutte dall'atmosfera, in quanto per fenomeni di atriti si distruggono e solo qualche rara pezzettino arriva qui, ma se una è molto grande e colpisce la Terra creerebbe veramente la fine del mondo, ecco, perché vi immaginate per 1 anno o 2 oscurato tutto il sole, ecco, moriremmo molti di noi, ma morirebbero anche gli animali, così. Comunque un fenomeno che potrebbe ripetersi e che ha provocato la distruzione in tutto il mondo dei dinosauri. Vediamo la prossima ancora. Questa è una ricostruzione come a Trieste o nel villaggio del pescatore poteva essere. Abbiamo delle paludi, abbiamo i nostri 2 dinosauri, perché ce ne sono 2 che noi conosciamo bene, che è Antonio e Bruno, ma ce ne sono ancora altri. Questo è molto interessante perché probabilmente dovrò spendere molto tempo e ancora molti soldi per tirare fuori altri dinosauri che sono stati inglobati in qualche modo. C'è una palude, come vediamo, ci sono anche degli animali, perché abbiamo trovato anche lo scheletro di altri animali, ecco, dei animali preistorici volanti che sono qui rappresentati, e perfino dei coccodrilli, ecco, che abbiamo trovato le ossa inglobate. Quindi è un sito molto interessante, ricorderei l'unico in Italia, molto interessante. Vediamo la prossima. Ma come è successo tutto? Ecco, per il fenomeno della calcificazione delle ossa è un fenomeno molto raro, non è una cosa frequente, ecco, quindi è una grande fortuna che abbiamo avuto questo, cioè l'osso vero e proprio viene sostituito dal minerale, ecco, quindi non è osso vero quello che vediamo, ma l'osso sostituito dal minerale, ecco. Grosso modo si suppone che questa zona, che era una zona acquitrinosa, con molta acqua, con delle terre semisommerse, ecco, qui si sia avvicinato il nostro dinosauro per bere, diremo così, la zona era diremo così, presentava del fango, è una zona scivolosa, lui scivola nell'acqua, come il dinosauro terrestre non sa nuotare, quindi affoga e cade in fondo. La fortuna è che la melma in qualche modo pian piano lo ricopre, in modo tale da far sì che non ci sia l'ossigeno. Voi sapete che l'ossigeno, i batteri crescono se è presente l'ossigeno. Diremo così, gli animali che devono distruggere un corpo morto, ecco, devono avere bisogno di ossigeno. Questa coldre di fango, come vediamo rappresentata qui, ha rappresentato una tomba assida per il nostro animale, ma lo ha salvato. Ecco, pian piano le ossa sue sono state sostituite da materiale minerale e abbiamo appunto questo scheletro che è qualcosa appunto di favoloso. Ricordo, non è un fenomeno facile, frequente, è molto difficile, quindi tutto sommato abbiamo avuto fortuna. Vediamo la prossima. Ecco, abbiamo trovato un secondo scheletro, questo è Bruno, questo però è presente nel 75%, Antonio è molto più. La curiosità è, abbiamo dato dei nomi maschili, ma sappiamo se sono dei maschi o delle femmine? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Se avessero avuto, non so, delle uova, per esempio, potrebbero appunto sbilanciarsi verso un aspetto femminile, ecco. Quindi sono stati dati 2 nomi così maschili senza sapere se sono maschi o femmine. Ricordiamo quindi Antonio e Bruno, e il fatto che ci siano ancora altri che potrebbero essere, con un po' di fortuna, con molto impegno anche economico, è uno dei aspetti più interessanti del nostro museo di storia naturale, ecco, che ripeto presenta qualcosa di eccezionale, l'unico sito dove si trovano dinosauri in tutta l'Italia, è uno dei più bei reperti in qualche modo di dinosauro di tutta l'Europa. In America ovviamente ce n'erano di più. Vediamo la prossima. Wow. Vabbè, qui possiamo parlare brevemente, c'è un altro fenomeno, un altro aspetto, un'altra curiosità che il nostro museo di storia naturale ha, ecco, e questo è Carlotta. Carlotta è un pescecane, un squalo bianco, ecco, uno dei più grossi che ci siano. Qual è la sua storia? Ecco, innanzitutto va ricordato come il Mediterraneo allora, fino all'inizio del Novecento, fosse infestato da questi mostri, in definitiva, ecco, questa grande dentatura. Tra l'altro lo squalo bianco
è uno squalo tra i più grossi che ci siano. Abbiamo soltanto prima la balena e lo squalo elefante, che sono tutti e due però non carnivori. Questo è il primo carnivoro, quindi è il pesce più pericoloso per l'uomo anche, tra l'altro, che causava però molti danni, perché oltre a uccidere alcuni uomini che potevano imbattersi in questo gigante in qualche modo, ecco, rovinava le reti, perché lo squalo seguiva in qualche modo questi branchi, soprattutto di tonni in qualche modo, e quando venivano rinchiusi, catturati nelle reti, e con questi denti loro rovinavano le reti e facevano scappare tutti i tonni. Quindi erano un fenomeno, oltre che il fatto di uccidere le persone, anche diremo così, dannoso per i pescatori, per cui fu fatta una caccia molto, molto, molto intensa di questi animali cosiddetti appunto pericolosi. Veniva perfino chi portava, chi catturava, chi uccideva e catturava e portava in visione lo squalo, prendeva anche dei soldi, ovviamente in rapporto alla lunghezza. Se era lungo 1 metro, diciamo, poteva prendere 50 euro, ecco, parlo di euro per far capire qual è la misura un po' economica, ecco. Man mano 2 metri, 3 metri, 4 metri, 5 metri prendevano 1.000 euro, ecco. Quindi c'era questo anche incentivo, se vogliamo, da parte dei pescatori di recuperare, ecco. Carlotta è stata vista nella zona di Cherso da un capitano, ecco, che si chiamava appunto Morin, il capitano Morin della Guardia di Finanza austriaca, che avendola avvistato volle catturarlo. Non usò i soliti metodi che sono quelle con l'amo, con altri metodi cruenti che possono rovinare, ma gli sparò, ecco, lui ha in testa 3 fori di una pallottola, in modo tale da uccidere innanzitutto chiaramente, ma poi di mantenere diremo, tutta la sua struttura sana, integra in qualche modo, e poi lo portò rapidamente a Trieste per ricevere i suoi soldi, ma poi venne donato al Museo Naturale e qui lo fu imbalsamato. Il Museo Naturale allora era in via Piazza Ortis, si chiamava Piazza Lipsia, ecco, dove oggi c'è appunto il museo di Piazza Ortis. Là c'era appunto, prima di essere spostato dove si trova oggi, mi pare in via Traunik, è stato imbalsamato. Ci volle parecchio tempo per imbalsamarlo e si racconta come la gente del luogo si lamentasse di questa enorme puzza di pesce marcio che si era dovuto di qualche modo asportare per imbalsamare questo individuo. Fu chiamato Carlotta perché la figlia del Morin, cioè del nostro capitano, si chiamava Carlotta, ecco, quindi ha voluto dare questo nome, è stato recuperato ed è stato per 120 anni, è una delle due, accanto abbiamo visto al dinosauro, una delle due rappresentazioni più interessanti di tutta la valle. Vediamo la prossima. Questo ci racconta l'aspetto molto importante, è che a Trieste fino al 1950, quindi non molto tempo fa, si viveva di pesca del tonno, ecco. C'erano qualcosa come 12 tonnare che da Barcola fino a Santa Croce, Contovello eccetera si attuavano queste tonnare. In verità la popolazione era la popolazione di contadini, ecco. I contadini allora erano poveri, quindi dovevano arrangiarsi e fare anche altro, fare il falegname, fare anche altro. In questo caso si trasformavano dei pescatori. Il meccanismo era questo: a Contovello c'erano 2 o 3 vedette, quelle specie di caregoni sopra queste sedie lunghe e alte, dove si appostavano 2 o 3 persone, ecco, avvistando, si vede ovviamente tutto il golfo, avvistando se si stava avvicinando un branco di tonni, ecco, che erano molto, 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 molto ricercati. Appena si vedeva, si urlava, arrivano i tonni, e tutti, diremo così, i nostri contadini lasciavano la zappa, lasciavano il lavoro e si recavano sulla spiaggia per aiutare i pescatori che nel frattempo avevano gettato le reti, inglobato i nostri tonni, ecco, a portare a riva, ecco, tutta la popolazione, come vediamo qui, donne, bambini, vecchi, aiutavano a tirare questa pesante rete con questi tonni, a tirare a riva queste zone, e venivano pagati, come si vede, venivano pagati proprio con pezzi di tonno, quindi era la festa per tutti, perché si mangiava e si aveva questa ricchezza. Vediamo quelle foto, quindi sono foto storiche, sono del 1950, che sono l'ultima tonnara, mi pare, di Santa Croce. Ecco, qui vedete tutta la popolazione che tira la rete e dentro ci sono i tonni, eccetera. I tonni poi sono scomparsi perché
vedremo i nuovi mezzi, le nuove navi, le nuove reti che abbiamo, che sono stati utilizzati nell'Alto Adriatico, le hanno in qualche modo fatti scomparire, li hanno raccolti tutti, qui non arriva più niente, ecco, quindi la famosa pesca del tonno a Trieste non c'è stata. Ecco, qui è un altro, vediamo le donne come raccolgono questo tonno e che venivano pagate appunto con pezzi di tonno. Vabbè, questo è la grandiosità delle Bocca che si è voluto appunto mostrare, ecco, con questi denti aguzzi potete immaginare la drammaticità in qualche modo, ecco. Vediamo la prossima. Vabbè, questo è il nostro capitano Morin, che si chiamava che lui l'ha definito Barbarossa perché aveva la barba rossa in grande pompa. Ecco, si racconta come lui abbia voluto, prima di cederlo al museo, togliere un dente, un grosso dente di quelli che abbiamo visto prima, e usarlo come portafortuna in qualche modo, ecco. Quindi il nostro comandante è ricordato ormai solo per questo. Abbiamo questa fotografia e questa barba dava in qualche modo un po' di tono, un po' di rispetto nei confronti di questo personaggio, ecco, fatto. Beh, direi che ci fermiamo qui perché non abbiamo altro tempo. Ne parleremo la prossima volta. Approfondiremo la prossima volta. Esattamente. Grazie dottor Cafagna. Grazie a voi, grazie a voi. Anche per averci, diciamo, averci fornito quello spaccato riguardo le gallerie. Che risponde molto all'attualità. Il titolo del libro del dottor Cafagna ce l'abbiamo qui, Trieste curiosa, lo domanda Renata da casa. E poi sono vere le voci che dicono che nella galleria di Viale d'Annunzio ci sia ancora la carrozza dei funerali del 1914? E questo è molto interessante perché le voci sono queste, però realisticamente non è vero. Ecco, si è pensato che per questo ha un certo valore, ecco, perché su queste carrozze ci potrebbe stato anche qualche elemento storico, però è una voce, ma è stata smentita, ecco, non c'è la sicurezza, però sono voci che sono girate, ecco. Però dobbiamo dire no subito perché la gente non pensi, ecco. Grazie dottor Cafagna, grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, una buona giornata, arrivederci. Mi ricordo la penetta me l'ha data?